Buongiorno, ben trovati telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Rientriamo in diretta anche per questo lunedì 6 dicembre. Benvenuti, mi verrebbe da dire, nel Veneto del Super Green Pass, perché oggi entrano in vigore le nuove disposizioni volute dal governo in materia di Super Green Pass e Green Pass sui mezzi pubblici. Il nostro oggi sarà un viaggio nel Veneto che adotta le nuove misure tra caos e controlli. Tra l'altro vi devo segnalare fin da ora che ci sono code consistenti nei Covid point di tutta la regione, da Belluno a Padova passando per Treviso, lunghissime le code questa mattina al Covid point della dogana, con ben 4 ore di attesa per un test. Questo è anche l'effetto chiaramente delle nuove disposizioni. Tutto è collegato, ma avremo diversi collegamenti e tanti ospiti. Però la cronaca incombe e ci porta nel cuore del Cadore, nella placida Lorenzago, dove è avvenuta una vera e propria tragedia, ma ci racconta tutto perché è già collegata con noi la nostra Tiziana Bolognani. Tiziana, buongiorno. Buongiorno Cristian, lei detto è un paese sotto shock, Lorenzago di Cadore, una cosa del genere non era mai accaduta, una rapina nella notte attorno all'1:30 di notte fra sabato e domenica. Un anziano di 82 anni, Angelo Mainardi, sorpreso mentre dormiva sul divano da 2, forse 3 individui che si sono presentati con il volto coperto da un passamontagna. L'uomo è stato legato, rapinato in casa per un bottino davvero molto modesto, circa 200 euro. Sicuramente è stato malmenato e poi lasciato a casa, legato. L'anziano, che vive da solo e veramente a 2 passi dal centro del paese, dal municipio, con abitazioni a fianco, insomma in una condizione diciamo non di isolamento, è riuscito a chiamare il fratello attorno alle 4 di mattina. Il fratello chiaramente ha dato l'allarme, ha chiamato i carabinieri, sul posto è arrivato il SUEM, l'anziano è stato visitato ma non è stato trattenuto in ospedale perché non aveva ferite così evidenti, fatto salvo chiaramente lo shock. Angelo Mainardi era molto conosciuto, ha avuto tutto il tempo di raccontare, di rilasciare le proprie dichiarazioni ai carabinieri che quindi lo hanno ascoltato, poi è rimasto a casa e nel pomeriggio il fratello, ieri pomeriggio attorno alle 2, 2:30, il fratello è andato a trovarlo per vedere come stava. Le cognate che stanno vicino gli avevano portato da mangiare e purtroppo l'anziano è stato trovato riverso a terra, privo di vita, e le prime ipotesi che si fanno è che l'anziano sia stato stroncato possibilmente da un malore sopraggiunto proprio a causa del fortissimo stress patito durante la notte, ma a tutto questo daranno chiaramente risposte gli accertamenti che già il magistrato di turno ha previsto, e c'è un'autopsia oltre a un esame esterno del cadavere. Questa mattina gli uomini dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Belluno con le loro tute bianche hanno raccolto ogni indizio possibile all'interno dell'abitazione in via Riva, dell'abitazione di Angelo Mainardi. La casa chiaramente è stata posta sotto sequestro e come ti dicevo all'inizio il paese è un paese letteralmente sotto shock. Lorenzago in fondo è il paese che tutti noi conosciamo come il paese dei papi, il paese che ha ospitato il Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, un paese tranquillissimo, oggi illuminato da un sole accecante e da
attorniato naturalmente da un panorama mozzafiato con l'abbondante nevicata di questo weekend, come dire, un paese da fiaba, e qualcuno dei passanti che abbiamo intervistato ha detto forse è anche a causa della troppa popolarità di questo paese, che ha portato malviventi, certo, persone che hanno agito come una sorta di arancia meccanica, e con i confronti di un anziano che ti dicevo era molto conosciuto da sempre, aveva fatto il calzolaio, una persona che tutti in paese dipingono come una bravissima persona, un bravissimo uomo, e tutti sono letteralmente senza parole, e certamente con un insegnamento: da oggi tutti cominceranno a chiudere le porte di casa, che normalmente vengono lasciate aperte, magari con la chiave sulla toppa, chiuderanno le macchine. Certo, questo è un episodio di violenza inaudita. Certo, un episodio, Tiziana, che segna assolutamente la comunità. Tra l'altro, come ben dicevi te, queste immagini che vediamo di una Lorenzago imbiancata mal si conciliano con le scene da arancia meccanica, hai detto bene tu, che si sono consumate la notte scorsa. Tiziana, per qualsiasi aggiornamento non esitare a richiederci la linea. Grazie davvero per la tua Grazie a voi, buon lavoro. Arrivederci a Tiziana Bolognani. Dicevamo, questo è l'episodio di cronaca di cui dovevamo darvi conto, ma questa è la giornata del Green Pass sui mezzi pubblici e del Super Green Pass, e ci colleghiamo per fare il punto della situazione. Lo saluto e lo ringrazio con il presidente di MOB Mobilità di Marca, Giacomo Colladon. Buongiorno Presidente. Buongiorno a lei, grazie dell'invito. Presidente, allora ci siamo detti in queste settimane che quella di oggi sarebbe stata una giornata difficile. Noi eravamo presenti con Lucio Zanato questa mattina nel cuore di Treviso. Possiamo vedere le immagini che parlano di controlli a campione sui ragazzi, ma anche di code, perché si sono formate delle code anche di 500 metri, mi riportava Lucio Zanato, quindi ci sono stati dei disagi. Ci può scattare una fotografia? Allora, questa mattina abbiamo fatto i controlli così come previsto dalla normativa. Li abbiamo fatti a campione, abbiamo provato di farli in stazione, ma abbiamo avuto dei problemi sull'incarrozzamento. Abbiamo riscontrato degli assembramenti perché i ragazzi ovviamente attendevano da parte nostra il riscontro sul Green Pass, e quindi i mezzi si sono incolonnati. Da dire anche che questa mattina ovviamente molti istituti hanno fatto ponte, e quindi avevamo anche un flusso di studenti inferiori rispetto a quello normale, quindi le problematiche saranno problematiche molto più importanti da giovedì in poi. Come si fa? Io credo che noi tenteremo di risolvere la questione con dei controlli più rapidi, più mirati, sempre a campione. Però insomma ci sono delle oggettive difficoltà di verifica del Green Pass. Di solito noi lo facciamo in entrata, che è una verifica preventiva, e non in uscita, che è magari repressiva. Cerchiamo di non far lasciare a terra nessuno. Qualcuno è rimasto a terra, qualche ragazzo. Abbiamo avuto 16 riscontri in tutta la provincia di Treviso di mancanza di Green Pass, quindi un numero abbastanza limitato. 16 riscontri? Sì, 16 ragazzi che non avevano il Green Pass e che sono stati invitati quindi a non salire in autobus. E si sa per caso come hanno raggiunto la scuola? Sono stati accompagnati dai genitori? Questo non lo so, ovviamente. Avendo riscontrato la mancanza del Green Pass abbiamo dovuto applicare la normativa, che è quella di non far salire sul mezzo pubblico. Questo del resto, Presidente, era una linea scelta proprio in prefettura la scorsa settimana e condivisa per evitare situazioni ben peggiori, quindi
per esempio il fatto di fermare il mezzo e allontanare lo studente, quindi queste scene non ci sono state perché il controllo è a terra. Il controllo è a terra, l'abbiamo fatto in salita, quindi un controllo preventivo e non repressivo. In lungo Sile Mattei a Treviso c'era la polizia che ha fatto invece controlli in discesa. Loro hanno titolo perché nel caso ci fossero dei ragazzi che erano saliti senza Green Pass, loro possono mettere le sanzioni che noi non possiamo fare. Senta, Presidente, proprio in vista di giovedì, cosa si potrebbe fare per evitare il caos? Perché come lei diceva bene, oggi tante scuole non svolgono le loro attività, c'è il ponte, quindi lei che suggerimenti, che accorgimenti si sente di suggerire? Allora, oggi abbiamo tentato di fare un controllo mirato in entrata, ovviamente non possiamo farlo completo, dovremmo allentare il controllo e farlo a campione in maniera che l'incarrozzamento e la possibilità dei ragazzi di arrivare a scuola sia possibile nei tempi previsti anche dall'inizio delle lezioni della scuola. E quindi questo è un altro aspetto che dovremo migliorare da oggi a giovedì prossimo. Ecco, questa mattina il nostro Lucio Zanato ha intervistato anche il comandante della polizia locale di Treviso, Andrea Gallo, a proposito di controlli in discesa. È stata elevata una prima sanzione, ma sentiamo Gallo intervistato da Zanato. Volevo sapere la situazione del traffico sul PUT in modo particolare. Sul PUT è regolare, non ci sono code in questo momento. Benissimo, tenete monitorato ancora per un'ora almeno, grazie. Comandante, insomma, primo giorno con il Super Green Pass, con il Green Pass. Chiamato dalla tangenziale, lamentavano forte traffico, sto guardando. Eventualmente mandate pure una pattuglia in tangenziale a dare un'occhiata dove ci sono criticità. Sì, la direttrice che sto guardando è comunque quella verso il centro, verso l'ospedale San Lazzaro. Ok, va bene, ricevuto. Comandante, primo giorno con Green Pass e Super Green Pass, come è andata dal vostro punto di vista? Beh, per ora direi bene, stiamo facendo i controlli, solo una persona per ora è stata individuata senza Green Pass, quindi è stata identificata e naturalmente riceverà il verbale entro 60 giorni. Naturalmente dovremmo poi modificare i servizi, se questa è una criticità sicuramente da domani le pattuglie saranno anche a quel posto. Naturalmente non potremo essere ovunque, però se ci sono delle criticità siamo sicuramente pronti a intervenire. Pronti a intervenire, dice il comandante Gallo. Presidente Colladonna, resti con noi perché la voglio portare a Venezia e Padova, perché la situazione è in evoluzione anche in queste due città. Mi dicono che ci dovrebbe essere Filippo Fois da Venezia, non ancora, mentre c'è Valentina Visentina da Padova. Buongiorno Cristian, come vedi alle mie spalle le due persone con la giacca blu sono due verificatori, stanno effettuando uno dei tanti controlli che qui in zona stazione a Padova, perché ci troviamo appunto zona stazione capolinea di Bus Italia, quindi un nodo cruciale per la viabilità per il trasporto pubblico padovano. Ecco, due verificatori all'opera, è il personale, si tratta di personale di Bus Italia impiegato anche appunto nei controlli sui mezzi di trasporto. Sono controlli, come sentivo anche qui, sono prettamente controlli a terra, si verifica il Green Pass dei passeggeri che stanno per salire sugli autobus, sulle corriere, sui treni o sul tram, perché in questo snodo passa anche il tram qui a Padova. Soprattutto ci sono linee non solo urbane ma anche extraurbane, abbiamo visto anche la polizia e l'esercito, quindi insomma un dispiego, un dispositivo di controllo davvero imponente. D'altronde l'aveva annunciato il prefetto venerdì scorso, sono circa 400 gli uomini impiegati delle diverse forze dell'ordine ma anche del personale interno di Bus Italia proprio per controllare. Al momento sembra che stia andando tutto bene, perché appunto si tratta di controlli non sui mezzi ma a terra, quindi eventualmente le persone
non salgono ma restano a terra, ma abbiamo visto sinceramente davvero tutta gente disponibile a mostrare il Green Pass, tanti ragazzi che addirittura ce l'avevano già pronto, quindi per il momento non si è verificato questo caos, anzi sta procedendo tutto regolarmente. Anche qui a Padova per questo primo giorno di controlli sui mezzi di trasporto locale. Quindi Valentina, ci stai dicendo che il clima tutto sommato è stato collaborativo e i controlli sono in corso, questo sostanzialmente? Sì, assolutamente sì, così come sono in corso anche nei vari locali e pubblici esercizi dove appunto gli esercenti si sono già scaricati l'applicazione per controllare il Green Pass rinforzato, perché si può sedere al tavolo solo chi è vaccinato e quindi ha il Super Green Pass, invece chi non ha il Green Pass deve restare per forza fuori o consumare in piedi. Quindi tutto sommato come prima giornata di controlli sta procedendo tutto regolarmente. Valentina, grazie davvero, tra l'altro fra poco avremo anche in diretta il direttore di APPE, l'associazione degli esercenti di Padova Segato, per fare un po' il punto della situazione sul fronte del Super Green Pass. Grazie quindi a Valentina Visentina dalla stazione di Padova, buon lavoro. E vedo, c'è sempre con noi Colladon, le chiedo ancora un minuto di pazienza, Presidente, perché vedo Filippo Fois che invece è collegato da Venezia con Sandro Ponchio, perché il tema riguarda anche la movimentazione, i flussi nei traghetti e i flussi in laguna. Dico bene, Filippo? Esattamente, qui noi ci troviamo a Piazzale Roma, che un po' somma tutti e due i trasporti della CTV, del trasporto pubblico veneziano, quello su gomma, quello su rotaia, perché qui c'è anche il tram, e quello poi via acqua con i vaporetti. Da qui praticamente possiamo definirlo questo l'epicentro del trasporto pubblico veneziano, perché da qui partono i tram che portano a Favaro Veneto e a Marghera, passando attraverso Mestre, partono gli autobus per tutto il comune, il comune di Venezia, e poi naturalmente, adesso vi invito a seguirmi, partono anche i vaporetti. Qui ci sono diversi imbarcaderi che portano poi a Rialto, a San Marco, soprattutto quello che ci abbiamo qui di fronte, che adesso andiamo a visitare proprio per farvi vedere i controlli, e poi anche naturalmente in tutte le isole della laguna. I controlli noi li stiamo vedendo sia per quello che riguarda il tram che per quello che riguarda i vaporetti. Come detto, la linea che adesso vi facciamo vedere è una delle principali per chi arriva da Piazzale Roma e vuole poi recarsi nel centro della città. Come vedete, forse iniziate già a vederlo, ci sono dei poliziotti, prima abbiamo visto anche dei carabinieri all'ingresso di una delle linee più battute, quella che porta a in Piazza San Marco e a Rialto. Non abbiamo visto grosse file, i controlli sono molto rapidi, vengono fatti un po' come si controllerebbe il normale biglietto. In questo momento i controlli si stanno svolgendo qui a Piazzale Roma, a Piazzale Cialdini a Mestre, che è un po' il terminale per quello che riguarda la terraferma e si trova vicino a Piazza Barche alla fine di Corso del Popolo, e a Santa Maria Elisabetta al Lido di Venezia, che è il luogo in cui attraccano i vaporetti e poi partono gli autobus che portano al Lido e a Pellestrina. Il primo bilancio che ci hanno detto qui le forze dell'ordine è di appena una quindicina di persone che non erano in regola. 5 sono state trovate alla Giudecca. Ecco, questo è un altro dei problemi che si stanno evidenziando in questo periodo. I trasporti con le isole. La Giudecca è staccata da Venezia, c'è un vaporetto che fa avanti e indietro, fa servizio di spola. Lì ci sono state 5 persone che non avevano il Green Pass. Per quello che riguarda tutto il resto del territorio, vale a dire i 3 terminal principali, quelli che vi ho elencato prima, sono state una decina le persone che erano sprovviste del certificato verde. Se non ci sono domande, Cristian, io potrei restituirti la linea. Assolutamente, Filippo, tra l'altro torneremo a collegarci con te nel corso di questa diretta, perché come vediamo la situazione è molto fluida. Grazie quindi per il momento a Filippo Fois e Sandro Ponchio. Presidente, questo è il giro, diciamo così, che stiamo facendo in Veneto per controllare, un po' monitorare la situazione. Secondo lei tutto questo sistema è sostenibile?
secondo me è difficilmente sostenibile, nel senso che noi abbiamo una serie di adempimenti da svolgere come azienda di trasporto pubblico, quello per esempio l'80% di carico. Siamo in un momento in cui abbiamo difficoltà a garantire tutte le corse. Adesso anche quel controllo del Green Pass ovviamente è un'altra incombenza che cade ovviamente alle aziende di trasporto, che difficilmente possano poi risolvere tutte le problematiche che ci sono. In questo momento la parte del Green Pass è sicuramente un aspetto anche economico per le aziende. Se è vero che il 26% dei ragazzi non è vaccinato e quindi non è possibile, gli over 12 ovviamente, e non è possibile quindi salire sui mezzi pubblici, abbiamo anche delle difficoltà di ordine economico dovuto al fatto che ci mancheranno il 26% di incasso degli abbonamenti dei ragazzi, e questo è un altro aspetto importante. In più, se questi ragazzi devono essere portati a scuola, c'è un incremento del traffico privato preoccupante, che oggi magari non si è potuto vedere perché ci sono degli istituti che hanno fatto ponte e quindi torneranno a scuola giovedì, ma giovedì sarà sicuramente un giorno particolare da verificare. Tra l'altro, se parliamo per l'appunto di Treviso, se ci concentriamo su Treviso città, lo abbiamo sentito anche prima nel lancio, nell'intervista al comandante della Polizia Locale di Treviso Gallo, c'è da prendere in considerazione anche il traffico che si sta muovendo sui centri tampone. Quindi diciamo, se da un lato ci sono rallentamenti al trasporto pubblico, dall'altro code verso i Covid point, nel caso di Treviso la dogana, la tempesta è perfetta, Presidente. Sicuramente sì, questo ovviamente incide anche sulla regolarità dell'orario dei mezzi pubblici di trasporto. Questo è un altro aspetto da considerare e tenere presente in sede centrale, perché la situazione, se è così a Treviso, io mi immagino ovviamente cosa sarà a Roma, cosa sarà a Milano. Tra l'altro, poi lei dice c'è un problema economico di cui dovrà farsi carico il governo o la regione, nel senso che voi ormai siete nell'occhio del ciclone come società di trasporto pubblico da quasi 2 anni, siete davvero sulle montagne russe da questo punto di vista. Da marzo dell'anno scorso siamo in emergenza continua, abbiamo adempimenti particolari, abbiamo delle problematiche ovviamente di organizzazione, l'ultimo sul discorso dell'obbligo del Green Pass per i dipendenti, che voi sapete ci ha creato qualche problema, adesso in qualche modo l'abbiamo risolto, ma insomma perché l'abbiamo risolto? Perché abbiamo messo alla guida un po' tutti, dai meccanici ai verificatori agli impiegati, ma questa situazione di mancanza di autisti non è possibile prorogarla pertanto. I meccanici devono fare i meccanici, i verificatori devono fare i verificatori e non fare gli autisti. E quindi questo è un altro aspetto che stiamo cercando di risolvere. Abbiamo fatto un concorso di recente di autisti, quindi stiamo pian piano tornando alla normalità. Ecco, Presidente, 2 domande brevissime. La prima, parliamo di uno zoccolo duro di autisti Novax. Inizialmente parlavamo di un'ottantina tra dipendenti MOM e dipendenti di ditte esterne. Adesso a quanto siamo più o meno? Allora, adesso siamo 6, ovviamente oggi mancano circa 67 dipendenti, ma quelli che sono assenti non giustificati tra privati e dipendenti MOM sono circa 35-37. Poi abbiamo ovviamente la malattia, abbiamo i permessi 104 parentali, complessivamente abbiamo circa dai 65 ai 70 persone assenti ogni giorno, e questo ovviamente è difficilmente risolvibile da parte nostra. Io devo ringraziare tutti gli autisti che hanno dato la loro disponibilità a fare straordinari, e dal 15 di ottobre che lo fanno. Abbiamo impiegato, come ho detto prima, meccanici e verificatori anche alla guida, ma questa situazione non è che possa durare ancora per tanto, perché ovviamente ci creano delle difficoltà in altri settori. E lei dice, Presidente, ultimissima cosa e chiudiamo, c'è questo bando aperto, state cercando autisti ed è uno dei temi principali, lo era anche prima del Covid, non si trovano autisti, ci sono richieste, domande?
No, abbiamo avuto un'ottantina di persone che hanno chiesto di partecipare, abbiamo completato il concorso e abbiamo una graduatoria di circa 35 persone che adesso sottoporremo a visita medica e psicotecnica per poterli poi assumere. Parliamo di residenti, arrivano dal Veneto, da fuori Veneto, qual è l'identikit? Ma arrivano dal Veneto e anche dal fuori Veneto, in generale sono un po' generale le residenze di queste persone qua. Una volta arrivavano soprattutto dal sud, adesso non arrivano più, però abbiamo un numero importante di persone che hanno chiesto di partecipare, questo è una cosa importante per il nostro settore. E non era scontata. Non era scontata. Presidente Colladonna, grazie davvero per il suo intervento. Ovviamente ci aggiorniamo come sempre perché il fronte dei trasporti è quello caldo. Grazie Colladonna, fra poco arriva l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin, facciamo il punto del Covid, del contagio, abbiamo i dati diffusi poco fa da Regione del Veneto con Azienda Zero e parleremo anche della variante Omicron che come sapete è arrivata in Veneto, nel Vicentino e cercheremo di capirne di più proprio con l'assessore Lanzarina fra poco. Di nuovo in diretta per raccontarvi questo nuovo lunedì di cambiamenti a nord-est. Ci siamo collegati con le principali città del Veneto per capire come sta procedendo soprattutto sul fronte del trasporto pubblico locale. Da oggi infatti è obbligatorio per salire su un pullman, su un traghetto, esibire il Green Pass semplice, mentre quello rafforzato, il cosiddetto Super Green Pass, serve per entrare al ristorante, per sedersi in un locale pubblico. Fra poco ci collegheremo anche con alcuni locali e con i rappresentanti di categoria, ma prima il doveroso aggiornamento sul fronte del Covid, sul fronte sanitario. Saluto e ringrazio come sempre per la sua disponibilità l'assessore regionale Manuela Lanzarin. Buongiorno assessore. Buongiorno a voi. Partiamo dai dati, inevitabilmente. Questa la tabella diffusa poco fa dalla Regione del Veneto con Azienda Zero. Parliamo di 1700 nuovi casi registrati nelle 24 ore a nord-est. Non so, vedo che non riusciamo a visualizzarla, comunque vi do i dati. 1709, 474 in provincia di Treviso, la provincia più colpita, e come sempre i dati che ci interessano sono quelli della pressione ospedaliera. Siamo a 122 posti letto occupati in terapia intensiva e 700 cifra tonda, 700 posti letto occupati in area medica non critica. Quindi mi pare di capire che la pressione ospedaliera, assessore, sta aumentando. Sì, noi sappiamo bene che di solito il fine settimana abbiamo una flessione, quindi 1709 positivi rispetto agli oltre 2000 e anche il punto di 3000 dei giorni precedenti. Si notano come fine settimana ci sia sempre questa flessione, insomma, per quanto riguarda appunto il numero appunto di positivi che riusciamo a identificare. Nonostante questo però vediamo che il trend ospedaliero continua a crescere. Ci siamo un po' più stabilizzati sulle terapie intensive, insomma abbiamo comunque aumentato di pochissimo rispetto alla giornata precedente, mentre i ricoveri in area non critica stanno aumentando notevolmente, siamo già, come diceva lei, a 700 persone ricoverate in area non critica. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il famoso parametro del 15%, che è il limite per il passaggio all'area gialla, io credo insomma potrebbe arrivare molto presto, perché stiamo aumentando nell'area non critica in maniera molto veloce purtroppo.
Adesso possiamo vedere la tabella, questi sono quindi i dati di giornata, dicevamo 1709 e appunto quelli ospedalieri, Assessore, che appunto sono in crescita come lei diceva. Tra l'altro, rimanendo in tema di ospedali, abbiamo visto che nel Vicentino si è tornati a chiudere alle visite esterne. Questa sarà la tendenza per le prossime settimane anche negli altri nosocomi. Che cosa ci possiamo aspettare? Ma allora su questo noi stiamo facendo un ragionamento complessivo. Vicenza è già partita, è partita in maniera anticipata perché ha visto un cluster interno all'ospedale contenuto e comunque oggi sotto controllo, per cui ha preferito insomma chiaramente già attuare questa misura di precauzione. È chiaro che oggi noi sappiamo insomma la circolazione è molto forte, molto intensa, molto veloce e quindi si sta facendo di tutto per mettere a protezione gli ambienti soprattutto più fragili come sono gli ospedali, lo sappiamo devono essere quindi ambienti protetti. La volontà è anche quella insomma di permettere però anche le visite ai familiari, insomma l'assistenza e quant'altro, quindi veramente stiamo cercando di conciliare le due cose chiaramente con il massimo principio di cautela e precauzione. Questo vale anche per le case di riposo che sappiamo agire spesso in autonomia perché c'è questa autonomia decisionale per l'appunto delle RSA. In questo caso qual è la linea? Le lo chiedo Sindaco perché la maggior parte delle telefonate che arrivano anche in redazione riguarda proprio le visite in casa di riposo, soprattutto in questo periodo natalizio. Allora, qui se noi vediamo anche con l'ultimo decreto, quindi il decreto che di fatto insomma è entrato in vigore con il Green Pass rafforzato oggi, prevede appunto per le visite in strutture ospedaliere o extraospedaliere come sono le case di riposo il Green Pass base. Quindi uno entra per visitare appunto i propri familiari con la vaccinazione e poi il tampone ogni 48 ore. Queste oggi sono le indicazioni. È chiaro che però ci sono alcune strutture che hanno situazioni diverse e quindi modulano anche queste misure in modo diverso. Qualcuno quindi ha già, diciamo così, non dico blindato, ma ha in qualche modo insomma rallentato le visite, le modalità, anche quanto lunghe possono essere queste visite e quant'altro. Anche qui noi stiamo facendo un ragionamento complessivo anche con le rappresentanti e le associazioni appunto di queste strutture, perché sappiamo insomma questo è un tasto molto delicato, l'abbiamo vissuto durante tutti i mesi precedenti, quindi si avvicina il Natale, quindi anche un momento particolare di ricongiunzione, un momento insomma in cui gli affetti, le relazioni diventano importanti, quindi effettivamente stiamo cercando di capire come agire nel voler mantenere però anche insomma un aspetto relazionale e sociale rispetto a questi anziani, insomma proprio perché non si sentino abbandonati ma ci sia anche questa continua relazione con i propri familiari. Ecco, e questo appunto è importante proprio in vista del Natale, che non sia appunto il secondo Natale di isolamento per gli anziani ospiti delle case di riposo. Grazie Assessore per questa precisazione. Poi le chiedo ovviamente un aggiornamento sulla variante Omicron in Veneto che era stata isolata a Vicenza. Che notizie ci sono? Ci sono degli aggiornamenti? Allora, non ho ancora gli aggiornamenti sui due campioni che sono in fase di sequenziamento, cioè dovrebbe essere concluso, era previsto per stasera o per ieri sera, scusatemi, o stamattina, non ho ancora i risultati che erano quelli della moglie e di uno delle due figlie del signore appunto che rientrando dal Sudafrica è stato individuato con la variante e posto subito in isolamento. Quindi non abbiamo ancora la certezza se anche i familiari insomma hanno la stessa variante. Penso che lo avremo proprio in giornata. Intanto sono scattate tutte le misure, quindi l'USL di riferimento, in questo caso l'USL Berica Vicentina, ha fatto scattare tutte le misure anche rispetto alle scuole che frequentano le due ragazze. Assessore, quanto ci dobbiamo preoccupare per questa variante Omicron e in subordine lei quanto è preoccupata?
Ma io credo, vedendo insomma il signore in questione ha pochissimi sintomi, quindi è un pouch sintomatico, un po' di raffreddore, mi dicevano ha avuto qualche linea di febbre, quindi sembra che non sia così virulenta da un punto di vista insomma proprio di gravità come variante, però sembra sia molto diffusiva e quindi si diffonda in maniera molto forte e molto veloce. Questa è l'altra preoccupazione, perché è chiaro che questo potrebbe implicare un aumento ancora di più insomma, delle persone positive, anche se fortunatamente sembra insomma, non con un decorso grave oppure serio della malattia. E quindi questo significa che il vaccino probabilmente copre anche questa variante Omicron o comunque ridimensiona gli effetti? Sembrerebbe, parliamo del condizionale perché so che stanno attuando una serie di verifiche, di controlli, di monitoraggi, però oggi insomma almeno per quello che possiamo vedere noi, oggi sembrerebbe insomma che il vaccino funzioni perché la malattia non è una malattia grave o che deve implicare quindi ospedalizzazione. Oggi poi, Assessore, è giorno di esordio, come dicevamo, per il Super Green Pass e le nuove disposizioni in materia di Green Pass, con annesso assalto ai Covid point. Stiamo raccogliendo diverse segnalazioni, alla dogana di Treviso code anche di 3 ore, ma insomma il registro sembra simile in tanti altri Covid point del Veneto, nonostante vi sia stata anche una stretta sui tamponi finalizzati all'ottenimento del Green Pass, perché la sanità pubblica si sta concentrando soprattutto sul tracciamento e sui casi sintomatici. Ecco, da questo punto di vista cosa ci dobbiamo aspettare per i prossimi giorni e com'è la situazione attuale? Ma allora noi già nei giorni scorsi avevamo detto che le aziende sanitarie, i 75 punti tamponi delle nostre aziende sanitarie sono effettivamente un momento di molta difficoltà perché ricordiamo che c'è molta pressione, ci sono molti positivi e quindi tutta la verifica dei contatti del positivo. C'è tutto il discorso del monitoraggio presso le scuole, con le scuole, e questo vi assicuro insomma, che è una partita molto molto importante, anche molto grande, proprio per permettere insomma, di non chiudere l'intera scuola, di non andare in DAD e quant'altro. Quindi noi attiviamo il piano di sanità pubblica. È chiaro che in questo contesto in cui poi andiamo anche a vedere che c'è comunque una carenza di personale, perché forse non l'abbiamo detto a sufficienza, c'era già una carenza di personale, una carenza oggi che ha dei contorni ancora più importanti, perché ricordiamoci che molti medici che erano nei nostri punti tampone, nei nostri punti di vaccinazione e quant'altro, nel contact tracing eccetera, sono entrati nella specializzazione, perché a ottobre-novembre sono partiti tutti i corsi di specializzazione. Certo. Quindi abbiamo perso moltissimo personale, quindi siamo effettivamente in difficoltà. Questo ha riportato una rimodulazione, non abbiamo detto che non facciamo i tamponi a pagamento ai Novax come è stato scritto, ma solo abbiamo detto che diamo priorità al piano di sanità pubblica, quindi ai positivi, a quelli con impegnativa, alla verifica epidemiologica, quindi i contatti stretti della persona positiva, alle scuole, e poi so che le USL insomma stanno facendo anche altri tamponi e quindi hanno anche delle prenotazioni su questo. Ricordiamolo che abbiamo 1000 farmacie che comunque, quindi non sono poche, che stanno effettivamente oggi facendo questa tipologia di tamponi, quindi diciamo una risposta sul territorio c'è. E che hanno rafforzato non poco i dispositivi. Non ho capito. E che hanno farmacie che hanno rafforzato i dispositivi in questi giorni, stanno operando anche al di fuori dell'orario di lavoro e quant'altro. No, le farmacie sicuramente io ringrazio insomma, per questo lavoro che stanno facendo, ripeto, su 1400 farmacie in Veneto, 1.000.000 stanno facendo tamponi, anche allungando gli orari, fine settimana e quant'altro. Hanno sicuramente, sono molto concentrati su questo, infatti un po' meno nella campagna vaccinale che cerchiamo appunto di sopperire con rafforzamento dei centri di vaccinazione, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. Quindi oggi insomma una risposta c'è, le persone devono fare un po' di fila, ho visto anch'io le file, le code,
la stagione non ci aiuta, però non mi pare, non credo che ci siano alternative purtroppo. Certo. E tra l'altro appunto capitolo vaccinazioni che si sta aggiornando fortunatamente di ora in ora. Domani probabilmente, se i numeri sono questi, il Veneto supererà gli 8 milioni di vaccini, quindi le 8 milioni di dosi somministrate, perché oggi siamo a 7.988.334. Le dosi somministrate nelle 24 ore sono state oltre 33.000, le prime dosi 2.200, le booster quasi 30.000. Anche questi, Assessore, sono dati significativi. Comunque c'è un effetto Green Pass, Super Green Pass anche sulle prime dosi, o sbaglio? Non c'è dubbio su questo. Allora, noi abbiamo riattivato fin da subito quindi la nostra potenza, diciamo, che era prevista nella primissima, insomma, parte della vaccinazione, quindi a marzo, aprile, maggio, insomma, quando avevamo numeri molto importanti, e abbiamo visto, insomma, che stiamo aumentando ogni giorno. Anche qui il fine settimana abbiamo sempre un calo rispetto al resto, perché venerdì, giovedì, insomma, avevamo fatto punte anche sopra i 40.000, e quindi siamo molto sopra anche al target che il commissario Figliuolo ha dato a ogni singola regione giornaliero. Importante è l'aumento delle prime dosi. Noi abbiamo aumentato in maniera molto importante le prime dosi, oltre il 50%, e poi anche le terze dosi, perché siamo già oltre le 700.000 somministrazioni di terze dosi, con prenotazioni per tutto il mese di dicembre, prenotazioni per il mese di gennaio e anche febbraio. Quindi la gente ha capito l'importanza di aderire alla vaccinazione, ma anche l'importanza con la terza dose di rinnovare quella protezione. E ultimissima battuta, Assessore, oggi entrano in vigore queste nuove disposizioni, cosa c'è da augurarsi? Che Veneto è quello del Super Green Pass? Ma io credo che abbiamo visto, comunque bisogna dire che con questo nuovo decreto, con queste disposizioni, intanto noi possiamo continuare a fare una vita normale, possiamo continuare ad avere tutto aperto, lo potremo fare anche in zona gialla e anche in zona arancione, ricordiamolo questo, perché il lato positivo di queste nuove norme sono proprio queste: evitare di chiudere, evitare di rallentare l'economia, evitare di vivere un Natale come quello dell'anno precedente. L'altro effetto è quello sicuramente che c'è stato un aumento delle prime dosi, e quindi questo ha portato, come anche il decreto del 15 di ottobre aveva portato un lieve incremento, questo un po' di più per quanto riguarda quindi la rincorsa alla vaccinazione. È chiaro che è un sistema un po' complicato, nel senso che i controlli sono controlli, insomma, che oggi so che le forze dell'ordine stanno facendo, ma sono anche complicati. Quindi io credo che avremo i primi giorni di assestamento per poi avere una definizione un po' più lineare. Questo però, ricordiamolo, ci permette di rimanere aperti, e non è cosa da poco. E non è cosa da poco, no, soprattutto guardando a quello che è successo l'anno scorso. La ringrazio, Assessore, grazie davvero per la disponibilità e per tutti gli aggiornamenti. Quindi buon lavoro all'Assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin. Allora, il quadro si sta componendo di minuto in minuto, fra poco ci collegheremo anche con Treviso, con Anna De Roberto, che appunto sta monitorando la situazione nei ristoranti, ma vedo già collegato Filippo Segato, che è direttore dell'Appe di Padova, l'associazione che riunisce i pubblici esercizi. Buongiorno Segato. Buongiorno a lei, buongiorno agli spettatori. Come sta andando questo esordio del Super Green Pass? Lo diceva prima, un minuto fa, l'assessore, cioè sono momenti un po' complicati, un'applicazione un po' complicata, non direi confusione, perché comunque, insomma, consumatori e operatori sono stati informati da giorni e giorni, insomma, di battage informativo su questo tema, e nessuno poteva dire questa mattina di non sapere, di non conoscere, diciamo, le regole.
però un conto è conoscerle sulla carta, un conto poi trovarsi ad applicarle, quando tra l'altro l'app per la verifica è stata aggiornata a poche ore dall'avvio dell'obbligo appunto di verifica sul possesso del Super Green Pass. Per quanto riguarda i pubblici esercizi, poi in particolare c'è un po' di confusione dettata anche da fonti informative che davano informazioni diverse. Ancora oggi leggiamo sui social, su qualche notizia che rimbalza ad esempio sulle varie chat eccetera, che pare obbligatorio il possesso del Green Pass solo per entrare nei pubblici esercizi, quando sappiamo bene che non è così, ma il Super Green Pass è obbligatorio solo nel momento in cui mi siedo per consumare all'interno dei locali. Questo è uno degli esempi che volevo riportare, per fare anche un po' riportare anche quelle che sono le condizioni in cui si trovano a operare i ristoratori, i baristi, i pasticceri e i pizzaioli. Ecco, qui abbiamo visto tra l'altro nelle immagini, ringrazio la regia di Italo Morao e Renato Capoia, ecco, questa è l'app sostanzialmente aggiornata, che dà la possibilità di scegliere tra la tipologia della verifica base e la tipologia della verifica rafforzata. È un aggiornamento che è stato messo a disposizione degli operatori da parte della CJ, la società operativa del Ministero, tra sabato e domenica, come sempre, come diceva Segato, un po' in zona Cesarini. Sì, è così, abbiamo informato subito i nostri associati in maniera che la potessero scaricare, anzi aggiornare e fare magari già le prime prove. Certo è che a riprova del fatto che c'è un po' di confusione ci sono anche le note che sono state emanate proprio ieri dal governo, sul sito del governo, 10 pagine fitte di schemi, tabelle per spiegare a cosa serve il Green Pass, a cosa serve il Super Green Pass e quali sono invece luoghi e servizi ai quali si può accedere senza alcun certificato. Capisco le finalità, capisco anche la situazione di straordinaria emergenza in cui ci troviamo, però effettivamente un po' di confusione operativa c'è. E questo si ripercuote sicuramente anche sul livello di servizio che dai ristoranti, dai bar, dalle pizzerie, pasticcerie e attività in generale viene erogato nei confronti dei clienti. Per questo diciamo anche ai consumatori: se vedete un po' di coda fuori da un locale perché il titolare o un delegato stanno verificando i vari QR code, ecco, non spazientitevi, anzi cercate di agevolare i controlli già presentandovi con la certificazione o sul cellulare o in forma stampata. Ecco, e possiamo vedere insieme, perché quando parliamo di disposizioni spesso oscure, le FAQ proprio del governo. Questa è la bozza della tabella diffusa ieri sera, non è proprio di facilissima comprensione, questo lo possiamo dire al di là di qualsiasi polemica, quindi lo vedete, attività specifiche, colore della zona, perché poi tutto dipende dal colore della zona. Adesso in zona bianca, come diceva Segato, si può continuare a bere un caffè al bancone del bar pur non avendo il Green Pass, mentre servirà o meglio, in zona arancione non basterà nemmeno il Green Pass semplice. Sì, è proprio così. Allora, in zona bianca, quella in cui siamo attualmente, e in zona gialla, quella che pare potremo passare nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, le regole sono le stesse, quindi Super Green Pass per pranzare o cenare seduti al tavolo, nessun Green Pass per poter bere un caffè al bancone o una colazione al bancone, comunque un consumo in piedi all'interno dei locali o un consumo in piedi o seduti all'esterno dei locali. Quindi praticamente esattamente come siamo abituati a fare dallo scorso 6 di agosto, quando è entrato in vigore il Green Pass, con l'unica sostituzione del Green Pass con il Super Green Pass per il consumo al tavolo, all'interno, da seduti. E diverse sono le regole qualora, nella malaugurata ipotesi in cui dovessimo transitare in zona arancione, è una cosa ancora di là da venire, però lo diciamo, se il Veneto o una zona del Veneto dovesse essere dichiarata zona appunto di colore arancione, in quel caso sarà necessario il Super Green Pass per qualsiasi servizio svolto all'interno o all'esterno dei pubblici esercizi. Qualora ci fosse la ancora più malaugurata ipotesi di transizione in zona rossa, in quel caso i dubbi non si pongono, perché le attività vengono sospese, quindi bar e ristoranti chiusi, gli unici servizi disponibili rimangono la vendita per asporto e consegna a domicilio, ma a queste cose al momento non vogliamo nemmeno pensare. No, ecco, diciamo che non
non consideriamo nemmeno l'ipotesi per il momento. Però so che lei, Segato, vuole lanciare un appello, perché proprio viste queste disposizioni stringenti alle quali ci dobbiamo abituare, i ristoranti diventeranno luoghi sempre più sicuri da un certo punto di vista, mentre le abitazioni private molto meno. In che senso? Parlavo prima con un ristoratore che mi diceva di aver avuto una serie purtroppo anche importante di disdette di cene aziendali durante il mese di dicembre, appunto di aziende impaurite da queste nuove regole. Ecco, intanto bisogna chiarire che i pubblici esercizi sono e rimangono luoghi sicuri, luoghi controllati, che rispondevano e continuano a rispondere ai principi dell'HACCP, quindi del controllo igienico-sanitario, e che sono anche attività che si sono adeguate alle nuove normative anti-Covid, quindi distanziamento, uso continuo della mascherina da parte degli operatori, distanziamento appunto tra i tavoli, sanificazioni continue, arieggiamento dei locali, e quindi frequentare un ristorante, un bar, una pizzeria non è per nulla pericoloso. Ne è riprova purtroppo quello che è accaduto l'anno scorso con i locali chiusi. Voi ricordate benissimo che l'anno scorso a Natale, a Capodanno, i ristoranti erano chiusi, e tuttavia c'è stata tutta una serie di feste nelle dimore private, nelle case private dei consumatori, che hanno portato a un'impennata drammatica e drastica dei contagi da virus. Ecco, quindi noi lanciamo questo appello: non abbiate paura di frequentare per le cene o per il pranzo di Natale o per il cenone, il veglione di Capodanno, i ristoranti, perché sono attività sicure, molto più sicure rispetto che a fare magari una cena con 10, 15 o 20 amici chiusi in una stanzetta con le finestre chiuse, e ovviamente si sa che a casa, soprattutto dopo il terzo bicchiere di vino, magari i festeggiamenti passano a essere un po' più allegri, quindi baci, abbracci e quant'altro. Ecco, queste sono attività molto più pericolose rispetto al frequentare i pubblici esercizi. Poi è ovvio che la differenza la fanno sempre i comportamenti delle persone. Questo poco ma sicuro. Tra l'altro ricordiamo, Segato, che non ci sono limitazioni al tavolo, non ci sono limitazioni di numero, anche questo va detto, perché riceviamo diverse telefonate anche su questo tema. Sì, lo diceva anche un attimo fa l'assessore Lanzarin, non c'è nessuna limitazione al numero di persone che si possono sedere al tavolo, quindi la regola dei 4 o dei 6 che vigeva nei mesi precedenti non è in questo momento attiva, e non lo sarà nemmeno in caso di passaggio in zona gialla o zona arancione. Infine, un'ultima cosa: qualora dobbiate partecipare a banchetti conseguenti a feste relative a cerimonie religiose o civili, banchetto di nozze, una festa di un battesimo o comunque analoghe feste derivanti, conseguenti a cerimonie civili o religiose, in questo caso potete andare al ristorante da seduti anche con il Green Pass base, e non è obbligatorio il Green Pass rafforzato. Ecco, anche questa è una specificazione non da poco. Segato, le chiedo di rimanere ancora qualche minuto, adesso mi collego proprio per toccare con mano sul posto cosa sta succedendo con la nostra Anna De Roberto, che si trova, se non sbaglio, in Piazza Vittoria a Treviso e sta monitorando. Oggi, Anna, fai il controllore sostanzialmente. Come sta andando? Allora, Cristian, togliamo la mascherina perché siamo all'aperto e non abbiamo persone vicino, ma poi la rimetteremo perché abbiamo qui con me Andrea Pezzaiello di Veneto Imprese Unite. Ma intanto vi dico io un paio di cose. Allora, è andata bene questa mattina a Treviso, la città ha risposto bene, anche gli esercenti assolutamente propensi a fare i controlli, quindi le persone che già si preparavano col Green Pass al telefono in entrata non hanno avuto nessun problema, complice ovviamente anche questa bella giornata di sole. Moltissime persone comunque oggi si sono fermati a prendere il caffè fuori, dunque non ci sono stati problemi. Però abbiamo parlato col sindaco Conte, che ha ricordato come in questo particolare momento sono proprio gli esercenti ad avere una grande responsabilità, e ha ancora ricordato quanti non controllano il Green Pass ai loro clienti. Anche a lui è capitato personalmente, e quindi ha lanciato in qualche modo un messaggio dicendo: questo sforzo che stiamo facendo e tutti dobbiamo remare nella stessa direzione, e dunque è anche responsabilità, diciamo, degli esercenti, dei gestori dei locali, dei proprietari dei ristoranti, fare in modo che
questa nuova misura, evidentemente più restrittiva, però possa andare a buon fine. La città, come appunto ti dicevo, ha risposto bene. Alcuni titolari hanno confermato che probabilmente perderanno dei clienti perché scansionando adesso l'applicazione si è aggiornata, e quindi chi ieri ha scansionato il Green Pass con l'applicazione ha potuto vedere se la persona che aveva davanti aveva fatto solo una prima dose o aveva il tampone, e quindi ci ha detto sicuramente tutte queste persone, quelle con il tampone, domani le perderemo. Per ora comunque non ci sono state grosse criticità e abbiamo anche incontrato comunque gestori particolarmente favorevoli a questa misura restrittiva. Se sei d'accordo, Christian, ora tiro su nuovamente la mascherina e vi faccio parlare con Andrea Pensoaiello di Veneto Imprese Unite. Assolutamente, tra l'altro penso, Aiello, che questa sera sarà a Ring con Nicola Zanetti per fare un po' il punto di questa giornata particolare. Buongiorno Pensoaiello, come sta procedendo? Buongiorno, grazie dell'invito. Niente, la mattinata è scorsa veloce e abbastanza anche lineare, non abbiamo avuto praticamente nessun problema, neanche segnalazioni da molti colleghi della provincia e della regione, quindi i clienti erano anche forse più organizzati rispetto alla prima partenza del Green Pass di quest'estate, già entravano con il codice in mano e sapevano quello a cui sarebbero andati incontro. Non c'è stato, almeno a noi non è pervenuta nessuna segnalazione neanche di malumori di qualcuno col tampone che ieri poteva stare dentro e oggi non poteva più stare dentro. Per fortuna nelle ultime ore sono arrivate anche le FAQ del governo, quindi abbiamo anche sciolto quasi tutti i nodi, compreso quello del servizio al bancone, e di conseguenza siamo fiduciosi che la cosa possa proseguire bene. Adesso speriamo appunto, come diceva anche il sindaco Mario, che tutti i nostri colleghi facciano i controlli del caso, perché abbiamo visto che in questa maniera nei prossimi giorni probabilmente finiremo in zona gialla, potremo continuare a lavorare senza limitazioni proprio grazie al Super Green Pass, quindi utilizziamolo, rendiamolo uno strumento utile e speriamo che grazie a questo strumento non si arrivi neanche dopo le feste a delle chiusure improvvise di cui si vocifera ogni tanto. Ecco, quindi diciamo tutto quello che è possibile per scongiurare ovviamente un passaggio in zona arancione o peggio in zona rossa, visto che il giallo si dà un po' per scontato, sì, esatto, a ridosso del Natale. Comunque grazie al Super Green Pass anche in zona arancione potremo lavorare quasi con la totalità dei nostri clienti, perché ormai il vaccino riguarda più dell'80% delle persone qua in Veneto, quindi cerchiamo di utilizzare questo strumento. Ricordiamoci che l'anno scorso stavamo per chiudere e quindi utilizziamolo, perché grazie a questo strumento potremo fare un fatturato sicuramente migliore di quello del 2021, anche perché aspettare di chiudere per poi sperare in alcuni aiuti, visto come è andato e visto anche come sarà l'elargizione del perequativo, che alla fine riguarderà pochissimi di noi per tutti i criteri che ha messo, meglio lavorare e fare cassette in maniera autonoma. Diciamo fare poco affidamento quindi sui ristori, che hanno ristorato ben poco. Penso, grazie davvero, buon lavoro questa sera. Penso a Aiello, ospite tra gli ospiti di Ring con Nicola Zanetti. Anna, ti lascio al tuo viaggio. Cristian, ci passiamo un po' la palla. In realtà volevo dirti l'ultima cosa. C'è stato qualche ristoratore che ha lamentato il fatto che le FAQ del governo fossero arrivate soltanto ieri sera, quindi chi, e sono tantissimi a Treviso, ha soltanto il servizio al banco, perché sapete che Treviso è città di osterie, quindi tantissimi magari hanno i cicchetti al banco, ancora ieri sera non sapeva se avrebbe dovuto chiedere il Super Green Pass anche solo a chi veniva a prendere un cicchetto al banco, e oggi ha tirato un sospiro di sollievo, certo. Però hanno lamentato la solita lentezza, insomma, nella comunicazione, che quindi impedisce, no, a molti di organizzarsi adeguatamente per lavorare. Ecco, questo, se vuoi, è stato forse il nodo più grande, proprio perché per la fisionomia dei locali del trevigiano sicuramente sapere prima, certo, un dettaglio di questo tipo sarebbe stato importante. No, non è un dettaglio da poco, e tra l'altro mentre stavi parlando abbiamo rivisto proprio le FAQ del governo che sono state diffuse ieri sera e che hanno fatto tirare un sospiro di sollievo davvero a tanti esercenti e baristi che possono continuare a servire per l'appunto al bancone, e non è appunto un dettaglio. Grazie Anna, ti lascio al tuo lavoro, grazie per questo aggiornamento. Grazie a voi, arrivederci.
dalla piazza Trevigiana, grazie quindi ad Anna De Roberto. Segato, diciamo che la soddisfazione per certi versi di questa specifica è unanime. Penso riguardi anche tanti ristoratori del centro di Padova, come dicevamo prima. Beh, sicuramente, anche se devo essere sincero che come associazioni noi avevamo già dato queste informazioni fin dall'inizio, diciamo, dall'entrata in vigore di questo decreto legge 172, perché leggendo bene tra le righe, interpretando tutti i vari articoli e commi, le indicazioni erano chiare. Poi è ovvio che aver avuto conferma tramite appunto queste FAQ pubblicate ci ha fatto anche piacere e ha confermato appunto quello che era il nostro intendimento. Poi volevo anche sottolineare un'altra cosa, come diceva adesso appunto il ristoratore, se noi pensiamo a quello che era la situazione dei pubblici esercizi 12 mesi fa, con i locali chiusi, festività natalizie perse, cene aziendali perse, Capodanno perso, e poi a cui si sono aggiunte anche le chiusure a San Valentino e Pasqua, insomma questo Green Pass magari qualcuno potrà essere una scocciatura, una perdita di tempo. Qualche esercente, c'è giunta notizia che ancora continua a non verificare il Green Pass da parte dei clienti, e in questo, oltre a esponendosi con ciò a eventuali possibili sanzioni, ma anche contribuendo, diciamo, a un minore livello di sicurezza globale, di protezione dal virus, ecco, questo Super Green Pass sicuramente non è da vedere di cattivo occhio. Segato, grazie davvero, e a questo punto buon lavoro, soprattutto in vista del Natale. Lei e a tutti gli esercenti padovani che rappresenta. Buongiorno Claudio Borgia, vice sindaco di Montebelluna, qui in studio con noi, collegato il sindaco di Serena Dario Scopella, l'ho visto poco fa. Buongiorno anche a lei Scopella, grazie come sempre per la disponibilità. Allora, voi siete vedete nei vostri rispettivi territori. Borgia, com'è andato questo primo giorno di Super Green Pass a Montebelluna? Ma guardi, non ho avuto nessuna lamentela diretta oppure nessuna problematica, però nei giorni scorsi ho sicuramente ricevuto da parte dei cittadini tantissime richieste di spiegazione dell'utilizzo del Super Green Pass, se si poteva utilizzare, in che modalità, quando, dove, in quali luoghi, per cui c'è stata un po', come dire, di confusione, e come sempre mi tocca ricordare che anche su questo il governo è arrivato in ritardo, perché solo ieri sera ci sono state poi le FAQ che come dire, non solo davano delle spiegazioni per i cittadini, ma soprattutto per gli imprenditori, i commercianti, gli esercenti, eccetera eccetera. Però devo dire sì che abbiamo avuto in quest'ultima settimana tante richieste di spiegazione. Oggi però devo dire che non abbiamo avuto nessuna segnalazione, però ovviamente è l'una e quindi certo, probabilmente durante il giorno qualcosa arriverà. Tra l'altro i ragazzi adesso stanno rientrando da scuola, sono previsti dei controlli anche in discesa, questo è il gergo tecnico. Certo. Tra l'altro il nostro Lucio Zanato, se non sbaglio, è in zona Montebelluna proprio in questi minuti, quindi questa sera vi racconteremo anche il viaggio degli studenti montebellunesi nel giorno appunto d'esordio del Green Pass per i mezzi pubblici. Da questo punto di vista, com'è la situazione nel suo comune, sindaco Scopella? Lei tra l'altro è consigliere delegato uscente della provincia di Belluno sul fronte dei trasporti, uscente perché appunto, come sappiamo, tante province stanno andando verso il rinnovo. Come sta procedendo nel Feltrino e nel Bellunese? Innanzitutto buongiorno a tutti. Anche qui nel nostro territorio ad ora non mi sono pervenute particolari, diciamo, lamentele o problematiche. Certo, come diceva prima il vice sindaco Borgia, il problema anche del fatto che alcuni chiarimenti sono arrivati in forte ritardo, insomma, praticamente ieri sera. Al di là di questo, diciamo che comunque al momento non ci sono stati problemi anche questa mattina con i trasporti, per cui per il momento, diciamo, sembra tutto ok. Ecco, diciamo il nodo, ne abbiamo parlato anche con il presidente della MOM Colladona all'inizio di questa diretta, riguarda sempre soprattutto i teenager che devono andare a scuola.
questo è il vero nodo, e in ballo ci sono più diritti, no? C'è anche il diritto all'istruzione. Sembrava ieri sera che il governo concedesse una deroga per gli studenti diretti negli istituti superiori e tecnici, ma questa deroga non è arrivata. Borgia. Sì, ma guardi, più che sulla questione degli studenti delle scuole superiori, affronterei la questione che non è stata risolta dalle FAC sulla questione riguardante il trasporto degli scuolabus comunali, che non è trasporto pubblico locale, ma è un trasporto comunale. I ragazzi delle scuole medie, la questione oggi la stanno trattando i comuni direttamente con la prefettura, e ogni comune sta cercando di capire, tra l'altro anche le aziende di trasporto che hanno vinto ovviamente l'appalto dei comuni stanno riflettendo su questo, o meglio hanno dato un'interpretazione, perché non è specificato nelle FAC e dal governo non è arrivata nessuna spiegazione riguardo appunto ai ragazzi delle scuole medie che hanno più di 12 anni che utilizzano il trasporto scolastico comunale, e che quindi non è trasporto pubblico locale, certo, con MOM o con le altre aziende di trasporto delle altre province. Per cui ecco, su questo c'è stata una questione, un dibattito. Alcune mamme, seppur io non sia più l'assessore all'istruzione, mi hanno chiesto informazioni su questo. Ho sentito il comune si è relazionato, la dirigente, direttamente con la prefettura e con le aziende per insomma dare una risposta chiara anche su questo. Purtroppo abbiamo notato che su questo non c'è stata chiarezza. È un punto aperto, lo possiamo vedere perché abbiamo proprio qui le FAC del governo, come dice lei Borgia. Vedo che è solo prevista l'indicazione o l'ipotesi del trasporto scolastico dedicato esclusivamente ai minori di 12 anni, quindi gli scuolabus resta fuori, certo, una fetta importante, perché in tanti comuni poi il trasporto, gli scuolabus si rivolgono anche a ragazzi delle scuole medie, in taluni casi anche dopo scuola, attività sportive e quant'altro. Questo problema lo riscontra anche lei, sindaco Scopel? Sì, anche su questo effettivamente concordo. Come territorio ci siamo confrontati anche con la prefettura, la provincia con il presidente Pedrin la scorsa settimana ha fatto un incontro in prefettura anche insieme all'azienda di trasporto Dolomiti Bus, anche per parlare di questo. Effettivamente su questo si è cercato di dare una risposta interpretativa e al momento si sta dando il servizio. Rimane anche il fatto che c'è anche un po' l'incoerenza del fatto, secondo me, sulla norma, che effettivamente anche sul TPL, che fornisce un trasporto scolastico per alcuni ragazzi, anche per le medie, viene previsto il Green Pass, quando poi a scuola non è previsto. Quindi c'è un po' di incoerenza su questa cosa qua, che secondo me è un attimo da approfondire. In questo momento comunque su questo, per quanto riguarda il trasporto scolastico dato dai comuni con il proprio scuolabus, noi stiamo dando il servizio. Ecco, voi siete entrambi amministratori locali, lei Scopel è sindaco, quindi è garante, diciamo così, dell'ordine pubblico nel suo comune. Lei sta effettuando dei controlli, la polizia locale di Seren del Grappa è dispiegata, sta facendo controlli nei negozi, negli esercizi pubblici, la linea è morbida, vi affidate di più alle forze dell'ordine, carabinieri, guardia di finanza, che cosa sta succedendo operativamente? Calcolando, parlo di forze dell'ordine, so che sta sorridendo perché Seren del Grappa ha 2500-2700 abitanti, quindi lei dice... Forse ho usato un termine roboante, ma è per rendere l'idea. Lei che indicazione ha dato, se posso chiederlo, ai suoi vigili? Al vigile, perché è uno. Uno, esatto, sì. Ero rimasto a due, sono uno, ok. C'è una buona sinergia anche con gli altri corpi, diciamo, di polizia e con i carabinieri, quindi da parte nostra il nostro controllo è in particolar modo in questo momento orientato sulla verifica di chi è in quarantena, di chi quindi è positivo o comunque deve restare a casa per una decina di giorni, per cui siamo impegnati su questo fronte.
rimane comunque il fatto che appunto per questo il nostro vigile è sul territorio, per cui c'è anche, come dire, una vigilanza su altri aspetti. Rimane il fatto che nel bellunese, ma nel feltrino, ripeto che c'è una buona sinergia con le altre autorità, e per cui si cerca di darsi una mano, ecco. A Montebelluna, sul fronte dei controlli, come vi state muovendo, vice sindaco Borgia? Guardi, tenuto conto che la delega alla sicurezza è in capo al sindaco direttamente, posso dire che ovviamente Montebelluna ha anche una compagnia dei carabinieri, per cui possiamo affidarci sicuramente anche a loro, c'è una sinergia su questo. Non credo che il sindaco abbia dato mandato di fare, come dire, un pressing asfissiante, anche vista la situazione generale. Sicuramente dobbiamo rispettare le regole, le leggi, bisogna fare tutto nel perimetro della legalità, quindi sono sicuro che sicuramente qualche nostro vigile starà verificando, però non è che abbiamo dato ordine di come dire, puntare su questa cosa, anche perché stiamo vivendo una situazione di difficoltà, quindi dobbiamo sì vigilare, ma non essere lì con il mitra spianato, assolutamente. Ma ecco, tra l'altro poi molto operativamente, ma questo lo aveva detto il prefetto di Treviso, quello di Venezia, tutti i prefetti del Veneto, i controlli che si stanno svolgendo sono controlli a campione, perché la coperta è corta, le risorse a disposizione più o meno sono sempre quelle, si possono potenziare i dispositivi dei carabinieri, della Guardia di Finanza, delle polizie locali, ma alla fine quello è sostanzialmente Borgia. Beh sì, infatti anche proprio riguardo a questo discorso l'ANCI e tutti i comuni coinvolti hanno chiesto a gran voce, visto che adesso si parla tantissimo di PNRR, di poter acquisire nuovo personale nei comuni, anche per quanto riguarda per esempio il comparto dei vigili urbani, perché Montebelluna, come altre realtà importanti riguardo alla polizia locale, è sotto organico, ma questa non è una questione di Montebelluna, è una questione generale di tutti i comuni d'Italia, perché come sapete in questi ultimi 20 anni si è tagliato tantissimo, abbiamo avuto delle regole stringenti sul personale e oggi ci troviamo in difficoltà come tantissimi altri comuni, per cui questa è l'occasione buona, visto che c'è questa nuova partita del PNRR, di poter anche acquisire nuovo personale che si occupi dei bandi, dei finanziamenti del PNRR, ma anche e soprattutto per esempio della sicurezza, e cercando di rimpolpare la pattuglia per esempio dei vigili urbani. Certo, e il tema, sappiamo, è all'ordine del giorno delle amministrazioni comunali. Nei giorni scorsi abbiamo visto anche la chiamata del sindaco di Treviso Mario Conte ai comuni della cintura urbana per il progetto di Grande Treviso, finalizzata proprio a intercettare i fondi del Piano Nazionale di Resilienza, cosa che Montebelluna di fatto sta già facendo con i comuni dell'area pedemontana. So che sul tema si è espresso più volte anche il sindaco Scopella, e dice anche i comuni più piccoli devono essere coinvolti in questa programmazione. Sì, assolutamente, credo che sia uno strumento importantissimo per riuscire a guardare al futuro, soprattutto nei territori marginali. Alcune cose possono essere fatte anche a mio avviso direttamente dai comuni, su altre invece è giusto puntare su una pianificazione diciamo più strategica e quindi anche dal punto di vista provinciale. Su questo nella nostra provincia negli ultimi mesi si è fatto proprio un percorso di valutazione di quali siano le necessità maggiori su cui puntare appunto nel momento in cui ci saranno fondi di questo tipo. A questo tavolo hanno partecipato, oltre che gli enti locali, anche gli attori diciamo, economici, quindi Confindustria, Confartigianato, le parti sindacali, in maniera tale da fare un tavolo costruttivo che possa essere pronto nel momento in cui arrivino delle risorse da poter concretizzare. Tante sono diciamo, le cose su cui in un territorio come la provincia di Biglione bisogna puntare. Uno su tutti sono quelli a mio avviso dei servizi generali, quindi ad esempio i servizi sanitari, che in una provincia come la nostra fatta di
di valli, fatta di strade molto difficili, ha bisogno di un servizio sanitario dislocato sul territorio forte che possa in qualche maniera poter dare risposta ai cittadini in caso di bisogno. Ma poi sono anche molte altre le partite. Dalla parte tecnologica, dalla parte della filiera agricola e forestale, ai borghi vivi, ci sono molti temi che sono da affrontare e soprattutto con i quali si può dare un volto nuovo alla nostra provincia. E in questo contesto rientra tutta la discussione sulla legge per la montagna sostanzialmente, che dovrebbe vedere la luce nei primi mesi del 2022 e che è stata preannunciata dal ministro Gelmini, che vediamo tra l'altro proprio in questo momento. Legge che è stata anticipata, mi corregga se sbaglio Sindaco Scopella, dalla legge di bilancio, dall'articolo 180, che ha introdotto il fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. Parliamo di 100 milioni di euro per il 2022 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2023. Quindi le disposizioni finanziarie già ci sono, si parla di contrasto allo spopolamento, di politiche per l'innovazione, le start-up giovanili, la promozione del territorio. Ecco, lei che è comunque coordinatore anche provinciale di Forza Italia e ha un filo diretto con la Gelmini, che cosa ci può dire? Credo che finalmente ci sia una legge che vuole valorizzare la montagna e oltre alla legge si mettano anche i soldi, perché senza i soldi poi di fatto non si fa nulla, per cui credo che si sia presa la strada giusta, volta a valorizzare un territorio che non è soltanto quello della provincia di Belluno ma che è di tutta la montagna italiana, che ha assolutamente bisogno di combattere innanzitutto lo spopolamento. Credo che se si riescano a fare attuare politiche che riguardino poi soprattutto i giovani in maniera tale che questi rimangano sul territorio, possano lavorare e naturalmente mettere su famiglia, questa sia la prima cosa che possa combattere lo spopolamento. Credo che anche una fiscalità di vantaggio per chi vuole vivere nel nostro territorio, nel territorio della montagna, sia assolutamente una delle prime azioni da fare, perché lo vediamo anche in altri contesti dove c'è una fiscalità di favore, i risultati si vedono, per cui credo che queste siano le prime cose sulle quali bisogna puntare. Allora, appunto, ma lei prevede tempi brevi, Sindaco? Nel senso che tutti stanno facendo affidamento su questa legge già per le prime settimane di gennaio. Lei vede questa volontà politica forte? Sì, vedo questa volontà politica forte, ripeto che non ho visto in altri tempi, per cui credo davvero che nel 2022, nei primi mesi del 2022, questa legge possa arrivare in fondo. È importante poi riuscire a concretizzare quelle somme in maniera altrettanto veloce, perché altrimenti si perde tempo e, ripeto, in una condizione ad esempio come quella della provincia di Belluno, dove ogni anno perdiamo alcune migliaia di residenti, il tempo è davvero poco. Ecco, provincia di Belluno, dove ci sono due crisi industriali aperte, ACC e Ideal Standard. Ci sono buone notizie tutto sommato, perché nel caso di ACC si è concessa una proroga di 2 mesi per valutare le proposte di acquisizioni, sono ben 3. Su Ideal Standard invece già ci si sta muovendo da tempo e quindi ci sono delle offerte concrete anche in quel caso. Quindi 2 crisi occupazionali aperte che riguardano il cuore della Val Belluna. Tanti sono i lavoratori anche di Serena e del Feltrino che lavorano in queste aziende. Questo lo dico perché purtroppo in questo momento arriva la notizia di una terza grossa crisi industriale che si apre in Veneto e che nei giorni scorsi era stata per l'appunto associata ad ACC e Ideal Standard. Parliamo della Speed Line di Santa Maria di Sala, 600 lavoratori, parliamo di una delle aziende più importanti del manifatturiero, dell'automotive in Veneto, e possiamo leggerlo proprio dal comunicato stampa appena diramato dalle sigle sindacali. Soltanto un attimo, che così siamo
Vi do l'aggiornamento in diretta. Ecco, lunedì 6 dicembre si è tenuto l'incontro tra organizzazioni sindacali, RSU e direzione di Speedline, incontro che era per l'appunto annunciato. I vertici del gruppo Ronal non si sono presentati, hanno affidato alla direzione aziendale e allo studio Alix Partners per la parte economico-finanziaria, lo studio legale Bonelli e Rede, l'incarico di presenziare al tavolo con le parti sociali. Oggi è arrivata la conferma di quanto trapelato dalla stampa nei giorni scorsi. Il gruppo ha deciso di cessare l'attività dello stabilimento di Tabina entro la fine del 2022 per delocalizzare la produzione all'estero. Una scelta inaccettabile e incomprensibile. Secondo l'azienda l'eccessivo costo di produzione ha portato il gruppo a perdere fatturato negli ultimi 2 anni. Le segreterie FIM-CISL e FIOM-CGIL di Venezia, unitamente alle RSU, proclamano da subito lo stato di agitazione con sciopero di 8 ore per tutti i turni di lavoro fino alle 6 di martedì 7 dicembre. Si attiveranno tutti i tavoli e le iniziative possibili. La Regione ovviamente si è già attivata attraverso l'assessore regionale Elena Donazzan da diverso tempo. Insomma, lo spauracchio dei giorni scorsi diventa realtà, ovviamente tutti gli aggiornamenti nel corso anche dei nostri telegiornali. Sindaco Scopella, io la ringrazio per questo suo intervento, so che ha un impegno, quindi grazie a Dario Scopella, sindaco di Serena del Grappa, e torniamo a collegarci con Venezia, con Filippo Fois, che è ancora, se non sbaglio, in Piazzale Roma. È così, Filippo, perché stai monitorando appunto l'evoluzione di queste nuove disposizioni nel trasporto veneziano, che come sappiamo è uno dei più complicati non solo in Italia ma nel mondo, perché parliamo di traffico acqueo, di traffico su gomma e quant'altro. Filippo. Esatto, tra l'altro proprio alle mie spalle, credo, ma oramai si è praticamente esaurita, c'era una bella fila per prendere la corriera che porta all'aeroporto di Treviso. Veniva controllato naturalmente il Green Pass. Devo dire che le operazioni sono anche molto rapide, si comprava il biglietto, si faceva vedere il Green Pass e si saliva su. È chiaro che si perde qualche secondo, per cui dopo c'è una fila che dura qualche minuto, però sostanzialmente non abbiamo visto grossi problemi, perlomeno qui a Piazzale Roma. Come detto, questo è l'epicentro uno dei 3 epicentri del controllo in Comune di Venezia, Piazzale Roma, dove ci sono gli autobus, il tram, i vaporetti, il people mover. In questo caso c'era la polizia per quello che riguarda i vaporetti, i carabinieri per quello che riguarda il trasporto su gomma e su rotaia, e la Guardia di Finanza, che si è fatto un bel giro tra l'altro di tutti i locali che ci sono qui nel circondario. Il secondo centro è Piazzale Cialdini, che si trova a Mestre, vicino a Piazza Barchi, in fondo a Corso del Popolo, che è un po' il terminale in cui arrivano gli autobus e i tram che poi si riparano per tutto il Comune di Venezia. Il terzo è Santa Maria Elisabetta al Lido. Anche qui c'è un incrocio tra la linea acquea e quella su gomma, quindi tra autobus e vaporetto, più un quarto controllo che è stato effettuato a Campione tra le Zattere e la Giudecca. Quindi si tratta, naturalmente la Giudecca è un'isola, per cui per raggiungerla bisogna necessariamente utilizzare una barca. In questo caso ci hanno detto che sono state trovate una mezza dozzina di persone che non avevano titolo per viaggiare, erano senza Green Pass. Viceversa, per quello che riguarda gli altri controlli siamo sulla una quindicina di persone che sono state fermate perché non potevano salire a bordo. Siamo anche stati a visitare la Smart Control Room. Come detto, è un grosso controllo che vede tutte le forze dell'ordine impegnate. La Smart Control Room è al Tronchetto, il centro della polizia locale di Venezia, da cui si può monitorare tutta la situazione. Lì c'è un tavolo in cui sono riunite tutte le forze dell'ordine che partecipano a questa operazione. Al momento ancora non c'è nessuna dichiarazione ufficiale, perché bisogna aspettare la conferenza stampa che terrà il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, alle ore 17. Però insomma possiamo dire che almeno per quello che ci è dato vedere la situazione è veramente molto tranquilla. Filippo, grazie davvero per tutti questi aggiornamenti dal fronte veneziano, grazie a te e a Sandro Ponchio per la parte tecnica. E Paola Barbato. Paola Barbato, mi scuso, Paola Barbato. E un saluto a Sandro Ponchio ovviamente. Grazie Filippo. Certo. e buon lavoro. A voi, a presto.
Ecco, come vedete i fronti aperti sono tantissimi, ristoranti, mezzi pubblici, poi c'è tutta la parte anche alberghiera, perché da oggi serve il Green Pass semplice, sottolineo semplice, per accedere negli alberghi. Se ne parlerà stasera a Ring in studio con Nicola Zanetti, il punto di una giornata in continua evoluzione come vedete. Ci sarà Andrea Penzoiello, ve l'ho detto prima, Vittorio Bonaccini, presidente dell'Associazione Veneziana Albergatori, Stefano Pelloni del Partito Democratico, Gianangelo Boff della Lega e Luca De Carlo, senatore e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. Questa sera a Ring in studio con Nicola Zanetti a partire dalle 21:15. Ma noi abbiamo ancora tante storie da raccontarvi. Borgia resta con noi, arriva Antonella Tocchetto del Partito Democratico, è già collegato, lo vedo pronto, lo saluto, Fabio Maggio, assessore all'ambiente a Pederobba ed esponente di Forza Italia. Buongiorno Maggio, ma tutto questo dopo il meteo e la pubblicità. A fra poco. Cristiano. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. La perturbazione si sposta verso i Balcani. La tendenza per l'inizio della settimana sarà dunque tutto sommato buona. Vediamo il dettaglio di lunedì 6 dicembre. Sul Veneto iniziale residua nuvolosità sui settori meridionali e costieri. In seguito sarà via via più sereno o al massimo velato ovunque. Non si escludono locali riduzioni della visibilità nelle ore più fredde sulle aree di pianura. Temperature minime in calo, saranno piuttosto fredde, sotto zero un po' dappertutto, massime sui 6-9 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, sarà anche qui una splendida giornata all'insegna del sole, lo vediamo, sarà asciutto e stabile con cielo sereno. Temperature minime tra -2 e 4 gradi, massime sui 6-8 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove avremo anche qui un ampio soleggiamento un po' su tutti i settori, locali nevicate a bassa quota sui confini alpini. Temperature minime intorno a -2, -1 grado, massime sui 6-7 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Di nuovo in diretta, come vi dicevo ci ha raggiunto l'avvocato Antonella Tocchetto, consigliere comunale a Treviso del Partito Democratico. Buongiorno a tutti. Resta con noi Claudio Borgia, vice sindaco a Montebelluna, Fratelli d'Italia, collegato via Skype Fabio Maggio, assessore comunale a Pederobba ed esponente di Forza Italia. Di nuovo buongiorno a tutti e tre. Io partirei da una notizia di cronaca ma che ha risvolti anche politici. I finanzieri del comando provinciale di Rovigo hanno scoperto 21 persone che hanno indebitamente percepito il reddito di cittadinanza incassando illecitamente quasi 120.000 euro. Gli accertamenti effettuati in collaborazione in stretta sinergia con l'INPS sulla base dell'intesa stipulata con la Guardia di Finanza a livello centrale hanno riguardato tutta la provincia di Rovigo. I responsabili, alcuni italiani ma la maggior parte sono stranieri, in genere hanno fornito false dichiarazioni pur di ottenere il reddito. Nella generalità dei casi, per quanto concerne gli stranieri, il falso ha riguardato l'attestazione di permanenza sul territorio nazionale da almeno 10 anni, di cui almeno gli ultimi 2 continuativi. Su 21 persone denunciate, infatti, solo 3 sono italiane, mentre la maggior parte di esse provengono da diversi paesi, prevalentemente dalla Romania,
Guinea e dal Marocco, ma anche dalla Costa d'Avorio, Nigeria, Togo, Repubblica Dominicana e Repubblica Ceca. Altri casi hanno riguardato l'esercizio di impresa in nero, false dichiarazioni sulla composizione del proprio nucleo familiare e lavoro dipendente in nero. Come sapete, in questo periodo i controlli da questo punto di vista sono incrociati. Quindi il titolo lo vedete in sovraimpressione: reddito di cittadinanza, è ancora polemica. Come sapete, se ne discute sempre e in maniera abbondante. Allora, facciamo un ragionamento proprio su questo. Tocchetto, che ci siano delle criticità sul reddito di cittadinanza e sull'erogazione dell'assegno ormai è cosa nota. Tra l'altro una delle operazioni più vaste a livello nazionale ha riguardato proprio la provincia di Treviso all'inizio dell'autunno. Questo basta per gettare il bambino con l'acqua sporca, nel senso, basta questo per mettere in discussione tutta l'impalcatura o bisogna fare un ragionamento diversificato? Tocchetto. Allora, mi piace molto la domanda e la ringrazio. Bisogna salvare un po' le questioni. Ci sono delle persone che stanno ricevendo il reddito di cittadinanza e sono veramente bisognose. Anch'io seguo qualche caso come avvocato e addirittura, come dire, sono loro che spronano anche per trovare al più presto un lavoro e quindi non avere più un reddito, che per alcune persone, quelle serie, è, come dire, anche una cosa umiliante. Un mio cliente ha detto proprio: io mi sento umiliato, però sono in difficoltà, sono rimasto a casa dall'azienda e devo avere un lavoro. Poi ci sono invece purtroppo tantissimi delinquenti, perché a parte il caso di Rovigo non dimentichiamo che la retata sulla mala del Brenta, alcuni di loro tra le telefonate dicevano: no, non intestare l'immobile perché altrimenti non prendiamo il reddito di cittadinanza. Gente che ovviamente girava milioni di euro. Anche lì non ci sono più i delinquenti di una volta. No, appunto, perché non credo che il maniero di turno, che sta bene dove sta, avesse fatto queste cose. Comunque, insomma, ci sono tanti delinquenti. Allora, per me dovrebbero essere intensificati i controlli e deve essere dato il reddito di cittadinanza in maniera, come dire, burocraticamente difficoltosa. Tante cose sono difficili. Chi lavora con i tribunali sa bene che a volte per avere un documento ci mettiamo 20 giorni e penso che anche il vice sindaco lo possa dire tranquillamente, per cui lo rendiamo molto complicato, però lo manteniamo e anche il Partito Democratico da questo punto di vista qui è assolutamente d'accordo. Lo modifichiamo e lo manteniamo per chi effettivamente ha difficoltà. Ripeto, ci sono un paio di persone che io seguo che veramente povere, hanno 50 anni, famiglia da mantenere e purtroppo con le aziende che chiudono hanno dovuto chiedere un aiuto, ma si sentono umiliati. Allora i seri si sentono umiliati, poi ci sono troppi furbi che vanno stangati. E qua diciamo che delle modifiche sono state in qualche modo preannunciate dal governo Draghi, quindi soprattutto sul fronte dei controlli che non saranno più ex post e a campione, ma controlli, diciamo così, preliminari, ante appunto Infatti secondo me bisognerebbe proprio burocratizzarlo seriamente, cioè capisco che è brutto il termine, però renderlo molto difficoltoso attraverso dei meccanismi seri nei quali si dimostra che non si può lavorare, che si è perso il reddito, che si ha bisogno per quel periodo là, cioè renderlo, e con, come dire, controlli continui. Non la vedo convinta, Borgia. No, non sono convinto, perché purtroppo la questione reddito di cittadinanza sta diventando una questione ideologica. Non parlo del PD, ma parlo soprattutto del Movimento 5 Stelle. Purtroppo ci sono da dire delle cose, nel senso che innanzitutto purtroppo in questi ultimi mesi ci sono state due grandi blitz, diciamo, della Guardia di Finanza, uno in provincia di Treviso, come dice lei, uno oggi. Tra i fermati ci sono tantissimi stranieri, si diceva che invece gli stranieri non percepivano il reddito, questa è una dimostrazione plastica, e tantissimi Rom e Sinti, perché a Montebelluna come dire, gli indagati ci sono questi, per cui insomma quindi sfattiamo il primo mito: non sono gli italiani i furbetti, ma sono italiani, stranieri, rom, quindi è una questione molto ampia. Secondo, guardate, proprio stamattina sono andato in un'azienda
che mi chiedeva alcune cose, tra le quali, e non è la prima volta che mi succede, questa azienda dice che fanno fatica a trovare personale e mi ha spiegato anche qual è il giochetto. Molti vanno lì, si propongono perché ci sono dei piccoli lavori, questa azienda si occupa di lavori di sicurezza, dove vengono lì e dicono: guarda, noi vogliamo lavorare, però facciamo così, io lavoro il weekend, mi date i soldi in nero perché prendo il reddito di cittadinanza, quindi dal reddito di cittadinanza prende 600-800 euro, con i lavoretti nel weekend riesco a raddoppiare, arrivo a 1400 euro, e quindi però mi raccomando in nero. Ovviamente l'imprenditore si rifiuta perché vuole regolarizzare, ha una questione, questo come tanti altri, quindi c'è un sommerso incredibile, tantissimi di questi sono furbetti. Allora quello che dico io, e che tra l'altro ricordo Fratelli d'Italia è stato l'unico partito a non votare il reddito di cittadinanza, di investire queste risorse in potenziare la Naspi, perché è vero, Naspi ricordo essere stata fatta dal governo Renzi, perché ricordo a tutti che quando si perde lavoro non è che si prende il reddito di cittadinanza, no, ma c'è la Naspi per 24 mesi, quindi potenziare la Naspi, con questi miliardi cercare di sgravare i costi del lavoro sia ai lavoratori che agli imprenditori, potenziare le pensioni minime, perché ricordiamo che le pensioni minime sono sempre più basse, perché in questo paese come dire, ci sono dei cittadini di serie A e dei cittadini di serie B. Non è possibile che la signora Rosetta, che ha lavorato una vita, che però come dire, ha fatto anche la mamma, non è riuscita ad arrivare ai contributi che servono per avere una pensione dignitosa, prenda una pensione minima di 499 euro da sola, e invece un ragazzo di 30 anni prenda il reddito di cittadinanza anche di 800 euro al mese. Questo è un controsenso, per cui dobbiamo, secondo me, cercare di mettere l'ideologia da parte e cercare di investire, di capire cosa voler fare con queste risorse, che sono risorse importanti, perché sono dei miliardi che costano molto al nostro paese. Il 20 novembre scorso, se la memoria non mi fa difetto, comunque 2 settimane fa all'incirca, Silvio Berlusconi ha stupito tutti dicendo: sono a favore del reddito di cittadinanza. Maggio, qual è la posizione di Forza Italia su questo strumento? Serve? Non serve? Bisogna ritornare in qualche modo allo spirito del reddito di emergenza? Che cosa bisogna fare? Guarda, innanzitutto credo che sia necessario contestualizzare le affermazioni del Presidente Berlusconi, per cui sicuramente uno strumento di sostegno ai redditi più bassi è cruciale nell'ambito di un sistema di welfare, però oggi la struttura del reddito di cittadinanza è certamente fallimentare. Questo reddito di cittadinanza è fallimentare. Ricordiamo i numeri: dal 2019 a oggi sono stati spesi quasi 20 miliardi di euro per il reddito di cittadinanza, di cui sono destinatari 3 milioni e mezzo di persone. Quindi oggi come oggi questa misura è evidente, dimostra tutti i suoi limiti e anche il suo fallimento. Oggi dobbiamo ripensare prima di tutto, e questa è la posizione di Forza Italia, il sistema di istruzione e di formazione che riguarda le professionalità più rivolte alle imprese, quindi aumentare la mobilità aziendale e renderla in questa misura più sostenibile. Solo come ultima istanza è necessario provvedere ad un reddito cosiddetto di emergenza che affianchi anche gli strumenti già esistenti che venivano ricordati prima. In questa dimensione noi siamo favorevoli a un reddito di cittadinanza in maniera diciamo di principio, però le misure da intraprendere prima mancano del tutto e risulta evidente dai risultati che sta raggiungendo la reddito di cittadinanza. Zero. I posti di lavoro creati con il reddito di cittadinanza costano mediamente 5 volte quelli che vengono prodotti tramite gli investimenti in istruzione e formazione. Oggi un posto di lavoro creato con il reddito di cittadinanza costa 52.000 euro allo Stato. Provate a pensare quanto quei soldi potrebbero andare alla riduzione dei costi per le assunzioni o per la formazione di personale per le imprese. E qui ritorniamo al tema sempre aperto delle politiche, delle famose politiche attive del lavoro, che dovrebbero essere in qualche modo rilanciate dal Piano Nazionale di ripartenza e resilienza. Però appunto c'è chi ha letto maliziosamente le parole
del leader di Forza Italia Berlusconi, dicendo che ha strizzato l'occhio al Movimento 5 Stelle perché sta giocando la sua partita per il Quirinale, quindi i giochi sono aperti ed è uno dei fronti della politica nazionale, forse il fronte principale anche ora, anche in questi giorni. Ecco, Berlusconi al Quirinale. È fantascienza o è un'ipotesi, Tocchetto? Beh, il Partito Democratico è abbastanza fantascienza, diciamo così, nel senso che al di là della persona, il Presidente della Repubblica, proprio per come è descritto nella nostra Costituzione, deve essere un uomo super partes e anche, come dire, proprio un uomo delle istituzioni, vecchio stampo, fin tanto che il Presidente della Repubblica, la figura prevista dalla Costituzione, rimarrà così. È un notaio importante e quindi io penso che persone come Berlusconi siano troppo divisive e sicuramente non potrebbero trovare il sostegno, ma non della maggioranza qualificata, ma anche della semplice maggioranza, perché suppongo che molti, ad esempio del mio partito, sicuramente non lo voteranno. Noi abbiamo bisogno di figure diverse. Ma alcuni ex del suo partito, mi riferisco a Italia Viva, ci sono delle manovre? Ma allora Italia Viva in questo momento qua, come è molto bravo Renzi, gioca in 4 tavoli, perché è un grande giocatore di poker, per cui butta il sasso, poi toglie la mano, insomma io di Renzi non mi fiderei più di tanto. Io penso che invece anche loro, e lo dimostra che c'è già qualche fuoriuscita del partito, ieri è uscito uno da Italia Viva perché non c'è un progetto, io penso che non sarebbero in grado di votare Berlusconi, quindi alla fine è un gioco, come dire, di bandiera, ma le ipotesi sono ben altre e mi pare di capire che si profili in maniera molto interessante anche dai giornali, gli stessi giornali nazionali lo stanno dicendo in questi giorni qua, editoriali vari, che possa profilarsi, se non ci sarà una votazione amplissima al primo turno di Draghi, ci potrebbe essere il nome di qualche donna importante. I nomi sono tanti, non li faccio, però io credo che il gioco ormai si stia attestando in questi due. Se non è Draghi al primo turno, l'ipotesi di una donna potrebbe essere molto interessante. Ricordiamo insomma che siamo anche l'unico paese che ai vertici di uno Stato non ha donne importanti, Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio. Quindi non ne faccio una questione di genere. Nome? Cartabia? Secondo me la Cartabia ha buone chance. Potrebbe avere il fisico di Potrebbe avere buone anche... chance perché è anche una figura istituzionale interessante e un grande profilo dal punto di vista costituzionale. Mentre Fratelli d'Italia sulla partita del Quirinale, che gioco sta giocando? Perché comunque l'ipotesi Berlusconi è sul tavolo, però sembra a volte imbarazzare anche alcuni esponenti di Fratelli d'Italia e di Lega. Guardi, tenuto conto che invece a differenza di Renzi noi di Fratelli d'Italia non siamo degli abilissimi giocatori di poker perché giochiamo in un tavolo solo, tante volte a carte scoperte, perché ci contraddistingue la coerenza, la chiarezza del nostro leader Giorgia Meloni, ma lo diciamo da tempo, ovviamente rispettiamo come dire, le ambizioni di chiunque a partire da Berlusconi, ma poi credo che il centrodestra su questo debba fare una scelta come dire, di condivisione di una personalità che possa rappresentare non solo il centrodestra ma tutto l'arco costituzionale e ovviamente tutti i cittadini, per cui sicuramente io ho un nome in testa che di sicuro non è Berlusconi, lo tengo gelosamente per me, io come dire conto pochissimo, anzi conto quasi niente, quindi sicuramente il nome che ho in testa non arriverà a fare... Una donna? È un uomo. Età? Vuole sapere troppo. Detto questo, no, a parte gli scherzi, anche perché credo che sia arrivato il momento per il centrodestra di esprimere finalmente un nome. Dopo il centrosinistra, ogni qualvolta il centrodestra fa un nome, come dire, utilizza la carta del divisibile, no? Che il candidato del centrodestra è divisibile. Dopodiché
adesso io ho sempre rispetto per i presidenti della Repubblica, che sono, come dire, a rappresentanza di tutti, però non possiamo di certo dire che Napolitano sia stato un presidente, o meglio un candidato presidente che potesse raccogliere i consensi da parte di tutto l'emisfero del Parlamento, per cui su questo... Allora, se dovessi sintetizzare giornalisticamente la sua posizione, direi Borgia dà il ben servito a Berlusconi. Maggio, lei che cosa ne dice? Che cosa ne pensa? Come legge queste parole del suo alleato Borgia? Perché comunque il centrodestra... Prendo dalle parole dell'amico Borgia, che dice che noi qui contiamo poco in provincia, effettivamente le nostre opinioni contano poco. Infatti. Però diciamo che il dato credo concreto sia questo: ci sono stati dei vertici del centrodestra che hanno chiaramente indicato Berlusconi come la prima candidatura che il centrodestra esprime, e per il momento l'unica sul piatto. Quindi il candidato per Forza Italia per l'intero centrodestra è il presidente Berlusconi, che d'altra parte è riuscito a rappresentare tutti gli italiani come presidente del Consiglio per ben 3 volte. Quindi credo che sotto il profilo istituzionale ci siano pochi candidati oggi su piazza che riescano a vantare l'esperienza di governo di Silvio Berlusconi. Peraltro ricordo sommessamente che il presidente Berlusconi è stato l'unico presidente a governare per 5 anni ininterrotti nella storia repubblicana, quindi una legislatura per intero nettamente politica. Detto questo, non concordo nemmeno sulla definizione di Presidente della Repubblica come efficacemente provato a spiegare dalla collega del PD, un notaio importante, perché credo che oggi sia finalmente venuto il momento di condividere una definizione di Presidente della Repubblica più nobile di quella che finora se ne è data. Non sono le seconde linee, non debbono essere le seconde linee a ricoprire quel ruolo, perché più diventa importante il ruolo dell'Italia nel mondo, più importante è quella figura. Quindi certamente oggi la personalità che andrà a ricoprire quel ruolo dovrà essere una personalità che non abbia una caratterizzazione divisiva, su questo siamo tutti d'accordo, e credo che però le divisioni sulla figura di Silvio Berlusconi abbiano ormai lasciato il passo e la storia da diverso tempo. Lo dimostra comunque l'interlocuzione che Forza Italia ha avuto la responsabilità di avere nel corso di questi anni con tutte le forze politiche per il bene del Paese. Quindi io credo che le chance di Berlusconi siano tuttora buone, assolutamente. Poi ricordo sommessamente che il presidente Berlusconi ci ha sempre sorpreso in qualsiasi elezione fosse impegnato, quindi non darei niente per scontato. Su questo siamo tutti d'accordo. Vorrei solo dire che l'articolo 83 della Costituzione non lo cambiamo così facilmente sul il Presidente della Repubblica, però voglio lanciare l'amo, nel senso che quello che ha detto il collega in questo momento qua, Fabio, potrebbe essere rivestito proprio da Draghi, perché secondo me se Draghi diventerà Presidente della Repubblica potrebbe iniziare una grande, apertura nell'arrivare a una specie di repubblica presidenziale. Una svolta allora, siccome io nel 92, no, lo dico solo perché nel 92 io mi sono laureata e ho fatto nel 92 io mi sono laureata e ho fatto la tesi sui poteri di esternazione del Presidente della Repubblica, che voglio dire c'era Cossiga all'epoca, per cui ho cambiato la tesi 4 volte. Penso che Draghi potrebbe, come lui ha mosso le esternazioni, Draghi potrebbe cominciare a lavorare per un presidenzialismo diverso. Quindi a insinuarsi. Colgo l'occasione perché mi ha lanciato un assist, visto che la destra nazionale da sempre ribadisce il fatto che ci vuole una riforma e una riforma in senso presidenzialista. Quindi rilanciamo sul tavolo la questione del presidenzialismo, perché ad oggi è inutile che cerchiamo di non vederlo, ma il Presidente della Repubblica è sicuramente ha un ruolo di garanzia, ma non ha un ruolo attivo, per cui credo che sia arrivato il momento di poter pensare ad una riforma in senso presidenzialista. Una sola nota. Appunto, ma tra l'altro qua andiamo a proprio insinuarci nel dibattito.
anche giuridico, squisitamente giuridico, certo, tra Costituzione formale e Costituzione materiale. Certo, qui andremo proprio a sdoganare un determinato, e su questo per esempio Mattarella è molto più rigido, nel senso, lui dice non mi ricandido, non do la disponibilità, questa sembra la linea, proprio per non stravolgere nei fatti la Costituzione. Beh certo, lui peraltro è anche un docente universitario, è molto rigido sulla figura, certo, è anche un presidente vecchio stampo, come dire, per cui sicuramente lui non vuole accettare anche per questo, e penso che rimarrà molto risoluto. Draghi secondo me invece è diverso, è un uomo dell'Europa, vede l'Italia come un pezzo dell'Europa più che, come dire, certo, ha molto il senso dello Stato, però lo vede come un pezzo dell'Europa, potrebbe effettivamente accelerare il processo. E io, come altri all'interno del Partito Democratico, sulla possibilità di modificare la figura del Presidente della Repubblica e dargli più forza, sarei molto d'accordo dal punto di vista costituzionale. Quindi, diciamo, avvierebbe il processo senza una modifica formale che potrebbe arrivare che poi deve arrivare in ogni caso, ovviamente, e ratificare quindi un'eventuale consuetudine. Ma se Draghi diventa nuovo Presidente della Repubblica, no? Cosa succede? Il governo cade, non cade? Renato Brunetta, che sappiamo essere fan scatenato di Draghi, dice Draghi deve rimanere fino alla fine, deve rimanere fino al 2023 e anche oltre, diciamo. Leggo dall'intervista al Corriere della Sera di ieri: il governo non cadrà, chiede Monica Guerzoni a Brunetta. Assolutamente no, con Fitch che dopo 20 anni migliora il rating dell'Italia, facciamo cadere il governo, su via siamo seri. Quindi ecco, che prospettiva c'è nel caso in cui Draghi diventi Presidente della Repubblica? Il governo va avanti? Maggio. Ma allora, guardi, io credo che le parole del ministro Brunetta siano importanti e siano condivisibili. Draghi sta facendo un ottimo lavoro in un momento drammatico per questo Paese e ha raggiunto risultati inaspettati. Ha ragione Brunetta a segnalare quello che dice Fitch, e ricordo che le agenzie di rating hanno mandato a casa più di un governo in questo Paese, quindi diciamo che se possiamo anche non condividere questa logica, purtroppo dobbiamo rispondere, nel senso che i mercati finanziari oggi affidano la fiducia dei paesi riguardo appunto le condizioni di stabilità del mercato, quindi sono sicuramente un indice importante per valutare l'efficacia dell'azione di un governo, e questo governo ha dimostrato di essere efficace non solo da quel punto di vista, ma anche per la rispettabilità guadagnata in Europa in così poco tempo, dopo francamente due governi, quelli Conte, che hanno lasciato a desiderare sotto più profili. Le misure che sono state adottate, le misure principali adottate da quei governi, quota 100 e reddito di cittadinanza, peraltro stanno dimostrando il loro fallimento. Quindi oggi io credo che Draghi debba rimanere assolutamente al suo posto fino al 2023, e poi vedremo quale sarà il ruolo di Draghi nell'ambito del quadro istituzionale italiano e anche nazionale. Detto questo, è difficile pensare che questo governo resista ad un'eventuale salita di Draghi al colle, francamente. Ci sono troppe differenze, troppe sono le dissonanze, e non solo dissonanze, troppi sono i conflitti. Allora, vi devo dare un aggiornamento di cronaca sostanzialmente, perché questa è cronaca. Minacce a Fedriga, il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, dai Novax. Il governatore è sotto scorta, quindi ovviamente un aggiornamento che dobbiamo darvi. Massimiliano Fedriga è dalla scorsa settimana, ma lo si apprende solo in questi minuti, sotto scorta a causa delle decine di minacce ricevute dal mondo Novax dopo essersi espresso più volte a favore della campagna vaccinale. Lo ha riportato il quotidiano Il Piccolo, ma poi appunto la notizia è stata confermata dallo stesso Fedriga, che dice: spero soprattutto per la mia famiglia che questa situazione possa risolversi nel minor tempo possibile. Sabato scorso al governatore è stata somministrata tra l'altro la terza dose di vaccino di Moderna. Così Fedriga. Mentre sabato
il leader della Lega Salvini si è espresso in maniera un po' più, diciamo così, libera. Come sapete c'è un fronte dei governatori e c'è il fronte, diciamo così, del segretario. Nonostante le dichiarazioni di principio, d'amore, d'accordo, di condivisione, insomma le linee perlomeno comunicative tra governatori delle regioni e leader della Lega sono diverse. Sentiamo Salvini. E io ringrazio i giovani della Lega per aver organizzato in presenza questa giornata, perché non ne posso più della vita a distanza, della politica a distanza, della didattica a distanza, dell'amore a distanza. Conto che siamo arrivati, che il peggio sia alle spalle. Non parlo volontariamente di Covid, di Green Pass, terze dosi, quarte dosi, quinte dosi, mix, cocktail. Ormai ieri sera ero a cena, tu cosa ti sei fatto? Ma io ho fatto 2 Pfizer, ma adesso provo con un Moderna. E poi una spruzzatina, lasciamo perdere. Parliamo di futuro e spero che il peggio sia alle spalle. Speranza condivisa, ma la premessa, diciamo così, la premessa è come valutiamo la premessa, queste parole di Salvini alla luce di quello che invece è ribadito costantemente dai governatori delle regioni e che ha portato a questa svolta, quindi a mettere sotto scorta il presidente della regione Friuli Venezia Giulia. Tocchetto. Una solidarietà alla presidente del Friuli Federica, perché mi sembra veramente grave quello che sta succedendo. Devo dire che Federica mi ha molto colpito in questa sua parabola, nel senso che era un duro e puro all'epoca quando era un deputato, poi quando ha cominciato a governare, e governare una regione è complicato, è veramente diventato un grande amministratore, nel senso che è un amministratore che sta lavorando sul territorio e si rende conto di quello che succede. Per cui io penso che sicuramente Salvini sta un po' esagerando, nel senso che capisce che ha il fiato sul collo dei Federica, Zaia e Giorgetti e cerca, come dire, di chiamare il suo popolo, ma non va bene, perché non è assolutamente vero che basta le cose a distanza, e io quindi condanno tecnicamente quello che lui dice. Capisco che lo deve fare perché deve fare i comizi, ma non è tempo di comizi oggi, perché la gente sta ancora morendo e va in ospedale. Quindi secondo me la Lega dei governatori, nel senso di chi governa i territori, anche, voglio dire, lo stesso Mario Conte, di cui io faccio opposizione tranquillamente, anzi in maniera anche forte a volte, ma anche lui è molto moderato, quindi io mi auguro per il bene dei cittadini che vinca la linea dei moderati governatori, perché quando tu governi ti rendi conto che non sei davanti a un comizio dove ti devi prendere il voto di Mario, di Piero o della Francesca, ma devi governare il territorio e fare in modo che la gente non vada in ospedale e che la gente si vada a vaccinare. Quindi spero che vinca quella linea lì, diciamo la linea dei moderati governatori, seppur dopo io li contrasto per tante altre cose di cui non condivido nulla. Diciamo che se parliamo di Mario Conte che è sì sindaco di Treviso ma anche rappresentante dell'ANCI regionale, presidente, e finora i sindaci del Veneto, dei comuni capoluogo e quant'altro hanno navigato, per usare un termine, vi dico forse di più, abusato nella stessa direzione. Per fare proprio 2 esempi, io penso che a breve lui chiederà di mettersi la mascherina in centro città sotto le feste di Natale. Ma seconda cosa, uno degli eventi più importanti della città, che era sempre l'accensione dell'albero, quest'anno si farà senza saperne l'orario, lo faranno a spot proprio perché c'è paura degli assembramenti. Mi pare che sia in linea completamente diverso Mario Conte rispetto al suo segretario Salvini. Borgia, lei è alleato della Lega, lei nota questa differenza che è abbastanza visibile, è una differenza solo di stile o anche di contenuto a questo punto? Guardi, io sinceramente... So che non le piace particolarmente farsi i fatti degli altri, però insomma ci sono degli equilibri all'interno della compagine del centrodestra. Come dire,
non mi piace entrare a casa d'altri, soprattutto se è a casa degli alleati. Detto questo, sì, è, come dire, è sotto l'occhio di tutti questa distinzione tra come dire, i governatori e Salvini. Dopodiché c'è anche da dire che ci sono partiti che come dire, fanno lotta e governo, no? come si diceva una volta, nel senso che da una parte come dire, cercano di ripopolare l'opposizione, dall'altra parte governano, come in questo caso. Noi di Fratelli d'Italia abbiamo avuto sempre una posizione molto chiara su questo, nel senso che tutti siamo a favore della vaccinazione, nel senso che io per primo sono uno che si è vaccinato, sono un rappresentante delle istituzioni, ho il Green Pass e invito a vaccinare, dopodiché però sul tema del Green Pass, quindi e soprattutto dell'obbligo vaccinale che non è stato fatto e soprattutto anche della comunicazione, perché prima discutevamo del fatto che questo Super Green Pass non fosse stato come dire, spiegato bene. Il governo ha gli organi di informazione, l'altro giorno c'è stata la spartizione di RAI, no? Della lottizzazione della RAI, come ormai succede a ogni governo. Nil su Soli 9. Infatti. E quindi detto questo, hanno gli organi di informazione, ma dico, passare nella TV pubblica una spiegazione, una comunicazione efficace e non solo sugli organi di informazione, anche sui social network, cercare di lavorare in modo, come dire, sinergico con anche le realtà, le autonomie locali, con i comuni, con le regioni, per cercare di di non cercare di creare una distinzione e una, come dire, una battaglia sociale, ma cercare di far capire a tutti quanti la necessità di vaccinarsi. Dopodiché io dico la verità, ho alcune amiche, alcuni amici che hanno dei dubbi. C'è una mia carissima amica che è incinta, ancora il medico gli dice non ti vaccinare perché sei incinta, invece a casa gli dicono no, ma ti devi vaccinare. Capite che è una questione, quindi io devo dire, non è che condanno, punto il dito a quelli che non si vaccinano perché hanno, come dire, delle perplessità, delle difficoltà o hanno paura. Vaccino, come dire, scusate, condanno sempre chi utilizza questi strumenti per fare ideologia politica, che è sbagliata sempre. Bisogna cercare di andare a fondo alle questioni. Su questo purtroppo non c'è stata mai chiarezza, sia sotto il profilo comunicativo sia sotto il profilo di scelte politiche. E oggi ne paghiamo le conseguenze, c'è un'Italia divisa, c'è poco da fare. E su questo alcuni partiti, come dire, dicono la loro. Allora, facciamo così, abbiamo ancora diversi argomenti da trattare, ma prima, se la regia è d'accordo, manderei un po' di pubblicità. A fra poco. Di nuovo in diretta con Antonella Tocchetto, consigliere comunale del Partito Democratico, Claudio Borgia, Fratelli d'Italia, Fabio Maggio, Forza Italia. Poco fa vi abbiamo dato la notizia di queste minacce a Federica da parte dei Novax che hanno spinto le forze dell'ordine a metterlo sotto scorta. Tutti gli aggiornamenti in questo servizio che arriva dalla nostra redazione di Trieste. Andiamo tutti senza cintura, contromano al buio. E questa è la logica brillante di chi sta manifestando contro i vaccini. Situazione che le ha provocato anche tante minacce, adesso è sotto scorta. Sì, insomma, sarà una cosa provvisoria, però insomma su questo, diciamo, è il minore dei problemi. Il problema è superare la pandemia, il problema è riuscire a tornare a una vita normale, il problema e il nostro impegno è quello di continuare a garantire alle imprese e ai lavoratori di poter svolgere le loro attività. Il presidente della regione, Massimiliano Fedriga, è costretto a vivere sotto scorta a causa delle minacce, anche di morte, ricevute dal mondo Novax. Intimidazioni salite di livello, soprattutto dopo lo sfogo del governatore del 1° novembre, quando in conferenza stampa, dopo la ridda di manifestazioni contro il Green Pass a Trieste, ha attaccato duramente chi diffonde messaggi contro le vaccinazioni. In questo momento, mentre stiamo facendo questa conferenza stampa che è in diretta sui social, io le offese e le minacce di quegli squadristi da tastiera che non vogliono ascoltare la verità. Io la verità la dico a testa alta e con forza.
a difesa della comunità del Friuli Venezia Giulia, a difesa dei cittadini e di quelle imprese che hanno lottato in mezzo alla pandemia e oggi sono aperte grazie anche alla scienza che ci ha dato un nuovo strumento che si chiama vaccino. Quindi è il momento di dire con chiarezza basta idiozie. Una posizione che ha prodotto decine di attacchi Novax e la decisione di attribuirgli una scorta di 2 persone che lo seguono dovunque vada una volta uscito da casa. Sabato Fedriga ha ricevuto la 3ª dose di Moderna, una dimostrazione di fiducia nella vaccinazione che il Presidente ha dichiarato di voler somministrare anche al figlio di 7 anni appena sarà possibile, segno di una posizione chiara su come deve essere combattuta la guerra contro la pandemia da Covid. Ecco, questi gli aggiornamenti da Trieste, insomma c'è, lo ricordiamo tutti, quello sfogo di Fedriga che, come diceva Tocchetto prima, ha sempre mantenuto la barra dritta, soprattutto da quando è diventato coordinatore dei presidenti di regione, andando al di là appunto degli schieramenti politici, e sorprende sempre, al di là delle diverse posizioni anche politiche sullo strumento del Green Pass, del Super Green Pass e delle differenziazioni, tutte legittime per carità, come ci sia un nocciolo antiscientifico molto presente, minoritario ma ben radicalizzato. Tra l'altro questo è un aggiornamento che arriva dal Padovano, ma ne sapremo sicuramente di più nelle prossime ore. Dal Gazzettino.it: Novax positivo al Covid, è già sintomatico, rifiuta le cure e viene trovato morto in casa a 47 anni. È successo a Salvoro a Padova nella giornata di ieri. Questa è la notizia battuta proprio in questo momento in home page dal Gazzettino, quindi anche qui insomma in questo periodo stiamo assistendo a queste scene, poi ci vengono anche riportate da medici, anestesisti che operano in rianimazione. Ci sono delle persone che anche di fronte all'evidenza non cambiano idea, c'è invece chi ha cambiato idea. Nei giorni scorsi abbiamo raccontato la storia di Lorenzo Damiano, l'abbiamo fatto per primi, il candidato sindaco di Conegliano, di Norimberga 2, nome, tutto un programma, che negava il Covid o comunque era su posizioni Novax e No Green Pass convinte, che dopo un soggiorno in terapia subintensiva a Vittorio Veneto ha cambiato idea e ha avuto anche l'umiltà di dirlo sostanzialmente in maniera pubblica. Però questo sta succedendo. Allora, intanto anch'io sono contenta che Damiano abbia fatto un ampio marcia indietro, anche se so che ieri i Novax di Treviso l'hanno molto insultato, ma penso che l'esperienza sia stata molto fondamentale per fargli cambiare idea, anche perché chi l'ha passato, e ricordo sempre Roberto Borsato, consigliere comunale di Treviso, dato praticamente per morto, ma per fortuna è in consiglio comunale per noi, ha fatto 3 mesi di terapia intensiva, e la cosa che a me ha sempre colpito dei suoi racconti è che quando era nella fase più forte e comunque era cosciente, stava morendo soffocato. Lui dice: il soffocamento era quello che io vivevo. Per fortuna, e ricordo che un giorno io entrai in consiglio comunale e Mario Conte ci disse: guardate, preghiamo tutti perché non sappiamo se arriva domani. Per fortuna si è salvato e so che è testimone. Quindi io non li capisco. Devo dire la verità che sono contenta che abbiano chiuso o stiano chiudendo Ippocrate.org, perché uno dei siti più, come dire, importanti per questi Novax era Ippocrate.org, che io ho guardato e dava delle cose veramente allucinanti. Io non sono una scientifica, tra ma per l'altro carità. sulla base di questo sito tanti medici Novax sono stati sospesi, quindi certo. Resta da capire se si posizioneranno in Giovanardi era il fratello dell'ex onorevole Giovanardi. Comunque, per chiudere, insomma, è incredibile quello che sta facendo, e ascoltiamo i racconti di quelli che l'hanno passato, e ripeto, Roberto Borsato è uno di questi, che fanno racconti drammatici. Che è stato tra l'altro ospite della collega Francesca Bozza. Maggio, lei come se lo spiega tutto questo atteggiamento antiscientifico? Ma guardi, io credo che ci sia purtroppo una sorta di
di minoranza che purtroppo ci ritroviamo sempre a confrontare in qualsiasi sia il tema, a partire dai vaccini, che ha una posizione del tutto irragionevole. Qui però il tema non è un tema politico su cui è possibile anche tollerare una forma di minoranza per quanto non violenta, mentre qui continuiamo ad avere manifestazioni di violenza particolarmente sostenute. Io credo che Forza Italia peraltro sia stato l'unico partito a chiarire per bocca di Berlusconi che l'unica alternativa al Green Pass è l'obbligo vaccinale e saremo in termini di principio favorevoli. Lo vorrei ribadire anche qui perché ormai la situazione è tale per cui non credo ci siano molte alternative. La situazione pandemica continua a peggiorare, sebbene appunto in misura minore rispetto ad altri paesi europei. Io credo, peraltro sotto anche ragioni prettamente giuridiche, ci siano tutte le condizioni per imporre in questo momento l'obbligo vaccinale. Voglio dire con chiarezza, perché prima si diceva che forse è mancato un po' di chiarezza comunicativa. Ecco, probabilmente è mancata un po' di chiarezza comunicativa prima del governo Draghi e dell'avvento di Figliuolo, che ha evidentemente preso la situazione letteralmente per i capelli e l'ha fatta migliorare ai livelli di cui oggi siamo testimoni. Purtroppo non basta perché appunto questa frangia minoritaria particolarmente attiva continua a mettere in pericolo non solo se stessa ma anche gli altri, perché le manifestazioni che vengono condotte in tutte le città italiane prive di qualsiasi tipo di misura di sicurezza non mettono in pericolo solo i partecipanti, ma mettono evidentemente soprattutto in pericolo in questa fase natalizia anche le altre persone, chi è più debole, chi non ha potuto accedere a tutte e 2 le dosi o a tutte e 3 le dosi adesso, e soprattutto, vorrei ricordarlo, mettono sotto stress il nostro sistema sanitario. E insomma lo stiamo vedendo dalle lunghe code e quant'altro. Le liste d'attesa per le prestazioni sanitarie ordinarie, vorrei sommessamente ricordarlo, continuano a essere lunghissime, questo per l'evidente ragione che gli ospedali continuano a essere compressi sotto il peso della pandemia, quindi si mettono a rischio le vite delle persone. E fa bene a ricordarlo, Maggio. L'altro tema che volevo toccare con voi velocissimamente, ma va toccato, è quello del Papa. Il Papa che in questi giorni è stato protagonista di un viaggio in Grecia. Le immagini del Sommo Pontefice a Lesbo hanno fatto il giro del mondo. Eccolo, ha incontrato i profughi nei vari centri di accoglienza dell'isola ellenica e ha utilizzato parole fortissime: nazionalismi e chiusure portano disastri, fermiamo questo naufragio di civiltà. Il fronte è quello del Mediterraneo, ma poi sappiamo che c'è quello del confine caldissimo, tragico, drammatico della Bielorussia con la Polonia. Sono parole molto forti queste del Papa. Tocchetto, come le giudica? Beh, allora, il Papa, devo dire la verità, è diventato veramente un grande leader politico. E quando lui dice fermiamo il cimitero del Mediterraneo, il cimitero ha, come dire, a cielo aperto perché non ci sono neanche le tombe, dà un segnale chiaro. È ovvio che gli egoismi di tutti gli stati, ma compreso l'Italia, siano chiari ed è facile dire prendeteveli voi se li prenda un altro, però io penso che siccome il numero è abbastanza, come dire, non è così importante. A Lesbo, tra l'altro, in quel centro che hanno fatto sono rimasti per tanti mesi senza cibo, non senza cibo ma senza riscaldamento, senza luce, alle 5 del pomeriggio non hanno più luce, con un'Europa che è anche sempre più vecchia, e in questo modo qui noi dobbiamo anche cercare di trovare delle soluzioni serie perché questi migranti vengono aiutati, molti scappano da zone di guerra, flussi, tra l'altro, regolari i flussi, ma scappano da zone di guerra. Diciamo per essere molto operativi, nelle settimane scorse la stessa Confindustria anche del Veneto ha detto cerchiamo di intercettare la domanda perché comunque resta un problema occupazionale nelle nostre fabbriche. Poi ci sono dei paradossi, li abbiamo visti, c'è il reddito di cittadinanza, ci sono comunque delle grosse fabbriche che chiudono
è un puzzle difficile quello del lavoro. Ecco, di fronte a queste, sappiamo qual è la posizione di Fratelli d'Italia, Borgia, sull'immigrazione in generale, un'immigrazione che va controllata per Meloni e quant'altro, ma secondo lei queste parole del Papa possono cambiare qualcosa? Ma guardi, il Papa giustamente fa il Papa, quindi non è un leader politico, non è un leader nazionale, come dire, è il leader di una religione importantissima, tra l'altro la mia, e quindi bisogna sempre ascoltare il Papa, e noi credenti dobbiamo cercare di ispirarci alle sue parole, su questo siamo d'accordo. Dopodiché poi ci sono i problemi reali, i problemi pratici. Tra l'altro non vorrei confondere, noi stiamo parlando tra l'altro di rifugiati politici, perché chi scappa dall'Afghanistan è un rifugiato politico. Questione diversa sono e saranno sempre i clandestini che non scappano dalle guerre, ma ovviamente vanno a cercare fortuna in altre realtà. Tenuto conto di questo, io dico, in tutto questo dov'è l'Europa? Cioè l'Europa, per anni abbiamo investito sull'Europa, sul il valore di essere europei, ma nelle partite importanti purtroppo c'è da dire che l'Europa manca, perché la responsabilità di dividere quota parte i profughi afghani in tutti gli stati membri, dov'è? Cioè dov'è il piano di investimento su questo? Piano di investimento inteso come redistribuzione di questa povera gente che ha bisogno di aiuto e che oggi è in questa isola ellenica purtroppo in difficoltà, tante volte con poco cibo, perché sappiamo la situazione in cui verte la Grecia, e quindi su questo dobbiamo investire. Poi chiudo dicendo che che l'Europa sia vecchia, spero che non cadiamo nel cliché per cui se l'Europa è vecchia dobbiamo far venire in Europa chi invece la ripopola, perché questo sarebbe veramente qualcosa di non sono loro a ripopolarla, però voglio dire, se viene anche una forza giovane integriamoci tutti, il paese di tutti. Investiamo nella natalità, in riforme sulla natalità, sull'assegno unico stanno prorogando nuovamente, per cui ci sono politiche attive che funzionano, bisogna metterle e cercare di lavorare. 30 secondi anche per lei, poi siamo in chiusura, e ovviamente è un tema questo che andrà ripreso. Ma guardi, velocemente, io credo che sul tema dell'immigrazione tutti i partiti, nessuno escluso, abbia trovato la modalità per fare polemica e finora non si siano trovate le soluzioni più adeguate. Certo che prima di redistribuire bisognerebbe pensare a fare arrivare in sicurezza i flussi migratori qui, tanto che mi permetto sommessamente di notare che fino a qualche anno fa erano attive su tutto il Mediterraneo missioni sotto la egida della bandiera europea. Mare Nostrum era una di queste, che sono state sostanzialmente cassate dal governo Lega 5 Stelle e dalle forze in Europa che fanno riferimento ai partiti sovranisti. Chiaramente questa è una situazione in cui si trova sponda per fare polemica, però non credo si possa trovare una soluzione a questo fenomeno senza l'Europa. Sicuramente l'Europa è stata ambigua finora, è necessario però anche dire che chi oggi critica l'Europa forse dovrebbe andare, e faccio riferimento soprattutto alla Lega, a spiegare a Putin e agli altri alleati a livello internazionale che gli immigrati non devono diventare un'arma non convenzionale come sta accadendo in Polonia, ma io finora non ho sentito dai partiti sovranisti a livello europeo nessuna condanna delle condotte né di Putin né dei suoi alleati in quel settore, in quel frangente. Maggio, chiarissimo, la ringrazio, grazie a Fabio Maggio, assessore comunale a Pederobba, Forza Italia, Antonella Tocchetto, consigliere comunale Partito Democratico a Treviso, Claudio Borgia, vice Grazie sindaco. mille, faccio un in bocca al lupo ad Antonella Tocchetto e a Fabio Maggio, che so essere candidati alle elezioni provinciali. Grazie, gentile. Tanti auguri, in bocca al lupo. Guarda, il suo spirito ecumenico, Borgia, è a tratti commovente. Due papi in famiglia, insomma, per cui... Allora, davvero tanta cronaca, vi abbiamo raccontato questo lunedì 6 dicembre
a nord-est tra Green Pass, Super Green Pass, controlli sui mezzi pubblici. Abbiamo fatto il punto, ma tanti temi restano da affrontare e da aggiornare. Lo faremo a partire dalle 18:30 nel corso dei nostri telegiornali. Su tutti la notizia che è arrivata da Lorenzago di Cadore. Abbiamo aperto la nostra edizione collegandoci con Tiziana Bolognani, quell'uomo di 82 anni morto a 12 ore dalla rapina che lo aveva coinvolto. L'incursione era avvenuta di notte tra sabato e domenica. Ha raccontato, eccolo, vedete, Angelo Mainardi, di aver visto degli uomini introdursi in casa con un passamontagna, parlavano italiano. È stato liberato poi la mattina dal fratello, apparentemente stava bene, l'uomo non si è recato in ospedale, poi nel pomeriggio è morto. Questa è la storia che arriva dal Cadore, dal paese dei Papi. Queste le immagini di questa mattina. Ovviamente lo shock della comunità, qui i carabinieri davanti all'abitazione, tra l'altro proprio nel centro di Lorenzago, e quindi resta da capire se c'è un nesso di causa-effetto tra la rapina e il decesso dell'uomo. Resta il fatto che nel cuore del Cadore, in un paesaggio innevato, di notte c'è stata una rapina e ci sono stati raccontati anche dei particolari davvero feroci. È tutto per il momento. Stiamo continuando a monitorare il fronte dei trasporti pubblici da Belluno a Venezia, poi c'è tutto il nodo del Super Green Pass con i ristoratori. Avete sentito anche il collegamento con l'assessore Emanuela Lanzarin. Oggi, davvero chiudo, sono 700 le persone ricoverate in area non critica negli ospedali, 122 i posti letto occupati in terapia intensiva. Il Veneto resta bianco, però come vedete gli indici della cosiddetta ospedalizzazione sono in aumento. Saluto e ringrazio dalla regia Renato Capoia e Italo Maurao. Saluto e ringrazio tutti voi per la cortese attenzione. Ci rivediamo alle 18:30. Buon pomeriggio.